Scusate. Facci, un Ebaveneto che rappresenta circa 100 enti di assistenza sociosanitaria con all'incirca 12.000 posti letto e ben 8.000 lavoratori. La parola al Presidente Facci. Buongiorno a tutti, bentrovati. Siamo sempre molto contenti e onorati di collaborare per questo evento che viene organizzato dall'Università di Verona. Ricordo un anno fa, era il 2 luglio, abbiamo fatto un evento simile per l'annata precedente degli studenti e avevamo introdotto il concetto di resilienza, che è un concetto, una parola solo diventata di moda solo ultimamente, perché è contenuta nel PNRR. Ecco, che è formazione, conoscenza, informazione, e questa esperienza la mette in luce, la mette in evidenza. Mai come in questo periodo nei nostri enti, tanto per essere legato alla realtà, viviamo la difficoltà di trovare il personale. Ma trovare il personale cosa vuol dire? Anche formarlo, perché su una cosa della quale noi non possiamo prescindere come enti di ispirazione cristiana è la qualità del servizio. Su questo noi non arretreremo mai. Ma come si fa a poter rilanciare sempre questa qualità?
solo attraverso la formazione, solo attraverso la conoscenza. Per cui un plauso a questa iniziativa, continuiamo su questa linea e ringraziamo tutti coloro che a diverso titolo e in diverse occasioni si prestano a costruire questo percorso. Voglio ringraziare particolarmente il Comitato Scientifico che ha permesso appunto anche l'evento di oggi. Ecco, grazie e un buon lavoro a tutti e basta. Siamo a Verona, per il Comune di Verona è presente e ci porterà il suo saluto l'assessore ai servizi sociali, che è il tema più vicino l'argomento più vicino a questa tematica, la dottoressa Maria Daniela Maellare. Grazie, buonasera a tutti. Intanto è bello che in un'aula universitaria, in una facoltà di economia, si ragioni di sociale e si ragioni di sanità, no? Perché in realtà i temi del sociale e della sanità vengono considerati temi di cura e quindi magari relegati ad altri canali, ad altri istituti, insomma, universitari. E come dire, la grande sensibilità appunto del professor Mion, che da anni persegue questo e ci aiuta a crescere nelle conoscenze, dando anche la possibilità ai nostri operatori di crescere professionalmente, è una ricchezza della nostra comunità. E quindi lo ringrazio particolarmente lui e tutti i collaboratori. Ragionando sul PNRR, voi sapete che le missioni che si occupano del PNRR che ci riguardano sono la missione 5 e la missione 6. La missione che paradossalmente non comunicano tra di loro. La missione 5 è quella destinata al sociale, la missione 6 è quella destinata al sanitario. Devo dire che leggendo prima del PNRR noi abbiamo fatto dei grandi sogni sulla missione 5, no? Perché leggendo il piano povertà, da cui dopo avrebbe dovuto prendere spunto poi l'estensore del PNRR, noi immaginavamo, quando proclamavano tutti, come dire, le varie teorie della vicinanza degli anziani, dei servizi di prossimità, eccetera, immaginavamo un grosso investimento, soprattutto nel campo degli anziani. Invece abbiamo visto che nel campo degli anziani gli investimenti sono irrisori. Voi pensate che noi abbiamo il nostro ambito, io sono presidente del comitato dei distretti 1 e 2, abbiamo una popolazione di 450.000 abitanti e sono stati destinati 110.000 euro all'anno per le dimissioni protette, fine, e qualcosa per la ristrutturazione di alloggi in domotica e stop. Parlando poi della missione 6, invece la missione 6 ha privilegiato la ristrutturazione, la creazione di case di comunità, di strutture, ma ha ragionato e ha finanziato solo muri, io continuo a dire. Ma chi abiterà mai quelle strutture? Non è previsto niente di formazione, non è prevista nessuna spesa per il personale e soprattutto io non riesco a immaginare, io ieri ho avuto un incontro con i medici di medicina generale, non riesco, che stanno diminuendo e non riusciamo neanche a garantire i servizi minimi. Di qualche giorno fa è la possibilità per coloro che frequentano la scuola di specializzazione di poter avere 1000 pazienti senza peraltro avere nessun affiancamento con i medici anziani, quindi anche lì un grande punto di domanda. Ma io mi chiedo chi abiterà queste case di comunità, chi le popolerà? Cioè non abbiamo medici, non abbiamo infermieri, non abbiamo OS, tant'è vero che alcuni dei direttori presenti in quest'aula sono ricorsi all'estero per poter non dimettere gli anziani, creando anche un cortocircuito sanitario, perché l'anziano che a casa va nella struttura ospedaliera, la struttura ospedaliera non può dimettere precocemente, non trova posto in casa di riposo e quindi, come dire, si crea un cortocircuito che danneggia la comunità e che danneggia tutti noi. Quindi io francamente mi aspetto, perché è inevitabile, una conseguente riforma sanitaria, perché se alla fine, come dire, aver costruito i muri senza aver pensato agli uomini che le popoleranno queste strutture mi sembra un discorso veramente molto, molto miope. Io mi auguro che noi, comunque la nostra comunità è una comunità fortunata perché stringendo i denti siamo riusciti a garantire i servizi e servizi di qualità. Io ricordo sempre che quando durante il lockdown noi siamo rimasti isolati, i nostri anziani sono rimasti a casa da soli e avevano i figli che non potevano andare perché erano stati appunto contagiati, eccetera.
l'unica organizzazione, che poi lo dico perché è presente qui, è stata la Pia Opera Ciccarelli, ci ha dato una mano a strutturare un servizio di assistenza domiciliare per gli anziani che avevano il Covid. Quindi, come dire, con tutte le caratteristiche del caso, e quindi siamo riusciti a mantenere in città una sorta di tranquillità insomma in un momento così tragico. Quindi io auspico che in futuro qualcuno possa pensare, perché poi che i medici sarebbero andati in pensione mi pare che fosse abbastanza prevedibile, quindi gli studi potevamo anche prevedere, cioè chi ha studiato e ha stabilito la programmazione degli accessi alle facoltà universitarie poteva anche pensare che sarebbero andati in pensione medici e infermieri, e quindi cambiare una programmazione e renderla più adeguata alle esigenze dei tempi. Purtroppo non è avvenuto, e vi dico che anche per esempio in campi molto più semplici come gli insegnanti delle scuole dell'infanzia non troviamo più insegnanti che abbiano il titolo, quindi abbiamo dovuto chiedere le deroghe al Ministero perché non ci sono più abbastanza insegnanti laureati che possono insegnare nelle scuole dell'infanzia. Quindi voglio dire, abbiamo un deficit di programmazione spaventoso e purtroppo il PNRR non dà risposte ai nostri problemi. Io mi auguro che ci siano dei ripensamenti, che finiamo di pensare al finanziamento dei muri, iniziamo a pensare al finanziamento, come diceva il Presidente Facci, della formazione delle persone, e cambiamo la programmazione per l'accesso alle facoltà. Grazie. Grazie, Assessore. Assessore ha cominciato a mettere il dito nella piaga, perché credo che lo sentiremo dire più di una volta, la possiamo dire discrasia tra gli interventi sulle strutture, vale a dire sull'edilizia, anche se il PNRR questo poteva fare, e gli interventi sul personale, che saranno un tasto dolente, credo, di tutto il nostro pomeriggio, visto da diversi punti di vista. Abbiamo accennato, come dire, mi dà l'assist citando la Pia Opera Ciccarelli, qui nella realtà della diocesi veronese ci porta anche i suoi saluti Monsignor Cristiano Falchetto, che è provicario generale appunto del Vescovo di Verona e presidente appunto della Pia Opera Ciccarelli. Buon pomeriggio a tutti, grazie dell'invito rivolto al Vescovo che ci saluta cordialmente. Io vi porto il suo saluto in termini affettuosi, se si potesse usare questa espressione in un consesso come questo. Il nostro Vescovo il Vescovo di Verona, all'interno della Conferenza Episcopale del Triveneto, che raggruppa le 3 regioni, Veneto, Trentino e Friuli Venezia Giulia, ha dal Presidente della stessa conferenza la delega per la sanità e i servizi sociosanitari. E pertanto fin da subito, eravamo partiti con Francesco qualche mese dopo la partenza della pandemia, i Vescovi del Triveneto si sono attivati anche presso le istanze regionali per tenere viva questa tematica, no? E se la buona volontà e lo spirito ci accompagna, chissà che qualcosa non venga avanti. Quindi Monsignor Zenti ha ben presente questo tipo di problematica, cerca per quanto può di spendersi e dunque non poteva che essere strafelice dell'iniziativa che oggi qui viene presentata. Approfitto del fatto che esprimo e porto il saluto del Vescovo per aggiungere una mia breve riflessione. Io sono estremamente convinto, un po' per difetto di fabbrica, quello che sono. La fede cristiana crede nell'incarnazione, cioè nella indisgiungibile composizione tra un elemento soprannaturale e un elemento storico. Mi pare di capire che la risoluzione del tema a cui ci appassioniamo quest'oggi riproponga questo tipo di ermeneutica, cioè la necessità di congiungere un contributo a livello culturale con un contributo invece che sia più efficace a livello pragmatico operativo, perché altrimenti il primo, per quanto significativo ed elaborato, se non trova possibilità di esprimersi nella realtà, rimane appunto ad un livello di efficacia piuttosto scarsa. Il secondo, se manca di un riferimento fondativo, rischia di essere soltanto l'affrontamento dell'urgenza che ci si presenta, ma non ha la capacità di esprimere un orizzonte. Da questo punto di vista io ho la netta impressione che
effettivamente le cose non solo si stiano cambiando in ambito sociosanitario e socioassistenziale, ma in realtà siano già cambiate e si stiano ponendo le basi per un cambio ancora più radicale. Citiamo 3 fatti soltanto. Nel settembre del 2020, l'8 settembre del 2020, viene costituita presso il Ministero della Sanità la Commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria della popolazione anziana. E questo è un primo dato significativo. Il 26 maggio 2021, con un decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, viene istituita un'altra commissione, un gruppo di lavoro denominato Interventi sociali e politiche per la non autosufficienza. Il 13 gennaio di quest'anno, 13 gennaio 2022, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, viene istituita un'altra commissione definita Commissione per le politiche in favore della popolazione anziana. Quindi io ho la netta impressione che qualche cosa non si stia muovendo, ma si sia già mosso e si stia articolando e stia segnando il percorso. Dunque la nostra riflessione culturale e formativa è senza dubbio necessaria. Certo che deve preoccuparsi di cercare di intercettare queste grandezze, perché c'è qualcuno che sta decidendo verso dove si deve andare. Questo è un dato di fatto. Quando poi nel decreto costitutivo del Presidente del Consiglio dei Ministri di quest'ultima commissione, quella creata il 13 gennaio 2022, ricordo il nome, Commissione per le politiche in favore della popolazione anziana, l'articolo 2 alla lettera B definisce l'oggetto di lavoro di questa commissione e lo precisa nella valutazione dei servizi sociosanitari già esistenti o in corso di sperimentazione, quali, attenzione bene, quali i centri diurni, le forme di co-housing e le smart home. Tutto il resto manca. Ora, questo credo che costituisca una realtà su cui è opportuno fare una riflessione. Dentro a questa commissione poi le articolazioni degli incarichi è presieduta dal sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Dentro questa commissione, lo so che può sembrare un po' strano che un sacerdote faccia queste considerazioni, però torno a dire, il valore dell'incarnazione ci chiede di entrare nella storia fino in fondo. Dentro a questa commissione, quest'ultima, le articolazioni degli incarichi sono previste in maniera tale che la stessa sia coordinata o dal sottosegretario di Stato per la Presidenza del Consiglio oppure sia coordinata dal Presidente della Commissione per la riforma dell'assistenza sanitaria e sociosanitaria, che è Monsignor Vincenzo Paglia. Dunque, quest'ultimo ha la possibilità di essere presente nella Commissione presso il Ministero della Sanità e nella Commissione presso la Presidenza del Consiglio. Perché faccio queste considerazioni? Perché questo significa che ai livelli alti, cioè di chi deve stabilire qual è il sentiero anche nell'elaborazione di oggetti come quello di cui si occupa il nostro incontro di oggi, si sta già decidendo verso dove si deve andare. La nostra riflessione, un'esperienza come quella che il Dipartimento di Economia Aziendale della nostra università rende possibile, dovrebbe con serenità, con calma, ma con una certa determinazione, credo, cercare di arrivare ad esprimere dei contenuti e delle proposte che, se non intercettano queste grandezze che si vanno via via strutturando, noi continueremo a fare le nostre riflessioni e qualcun altro continuerà a decidere qual è la strada su cui noi poi dobbiamo andare. E chiedo scusa di un po' di brutalità descrittiva, ma torno a dire, in ossequio alla incarnazione non possiamo venir meno nell'essere attenti a quello che accade concretamente nella storia. Rinnovo i saluti da parte del Vescovo e l'augurio di buon lavoro per questo pomeriggio. Grazie. Grazie. La concretezza è sempre ben accetta e poi alla fine bisogna essere concreti perché
non possiamo solo fare dei discorsi di alto profilo. E mi hanno detto che è venuta a trovare anche una deputata veronese, Alessia Rotta, del presidente della commissione ambiente e economia. Buongiorno. Buongiorno. Porta i saluti. Buongiorno, saluto e soprattutto faccio i complimenti per il lavoro che state seguendo e prendo le mosse dall'ultimo intervento per dire che sì, ci vuole assolutamente concretezza e anche da quello che diceva l'assessore Maellare, che ha assoluta competenza in materia e soprattutto in maniera proficua. È vero che cosa fa il PNRR, come state elaborando e studiando voi, si occupa di infrastrutture, sicuramente ci sono degli aspetti da migliorare, ma che cosa ci lascia fondamentalmente il PNRR? Io penso come indicazioni, oltre che come traccia sicuramente di lavoro. Gli investimenti sono sulle infrastrutture, ma le infrastrutture da sole, come è stato detto, non bastano perché generano nuove aspettative, determinano nuovi modelli. Ma io, come dico sempre, mi occupo in particolare di sostenibilità sotto il profilo ambientale e delle infrastrutture, impongono dei cambiamenti anche nel modo di gestione e di programmazione dell'intera società. Il piano si chiama di ripresa e di resilienza. Di resilienza significa che il piano deve gettare le basi e liberare altre risorse che normalmente erano dettate dall'emergenza per non rincorrere più l'emergenza, ma per risolvere in maniera strutturale, rimettere in carreggiata le infrastrutture e liberare risorse da un lato e dall'altro lato invece di imporre un modo diverso di programmare a livello nazionale. Questo deve lasciare il piano nazionale di ripresa e resilienza. E l'altro aspetto che io credo fondamentale: non ci sarà nessuna ripresa, viene definito anche come Next Generation EU, che è un auspicio, il piano nazionale come piano Marshall, ma non ci sarà nessuna fondamenta stabile di questo se non servirà il piano per cambiare radicalmente, profondamente il modo in cui in Italia si programma, si gestisce la cosa pubblica, ovvero l'approccio tra istituzioni al loro interno, tra istituzioni private, e dove le istituzioni, dal mio punto di vista, sono la scienza, che tanto ci ha lasciato dopo la pandemia in termini di orientamento, le decisioni che il decisore politico a tutti i livelli deve prendere devono essere orientati dalla scienza, dai dati, così come le risorse devono seguire questo approccio. Non ci sarà nessun piano se non ci sarà un sistema diverso di relazioni tra chi si occupa, qui siamo in una sede universitaria, di questo, tra le imprese, del sociale, della sanità, del privato e del pubblico, che devono appunto cambiare decisamente e far cambiare alle istituzioni il loro approccio, con un approccio in cui le parole di sostenibilità e resilienza, che oggi sono sulla bocca di tutti, non avranno concretezza se non ci sarà questo intreccio diverso di rapporti e relazioni, che credo sia il maggiore portato, la maggiore opportunità di quella che non è una sfida come viene derubricata, è una strada obbligatoria che noi abbiamo per colmare dei gap che attraversano il nostro paese, dei gap particolarmente pesanti, che sono dei gap di differenze, di trascuratezza di programmazione. Voi lo sapete molto bene, anche di questo si parla oggi, dei gap generazionali, di genere all'interno della società tra chi ha e chi non ha, tra aree interne e tra aree metropolitane, e quindi questo è l'approccio, naturalmente con tutto il lavoro che noi possiamo mettere in campo per davvero colmare quello che ancora nel PNRR non è scritto e va scritto, e per le risorse che sono state liberate da questi interventi infrastrutturali e che possono essere gestite meglio con un approccio diverso, soprattutto con l'aiuto di chi sa, chi studia e chi ha competenza. Grazie. Allora, entriamo nel vivo. Il professor Mion mi ha detto che, ha detto che si riserva di parlare quando presenterà i diplomi di coloro che hanno finito il corso, che hanno l'attestato per il corso che hanno seguito. E siamo abbastanza nei tempi. Se gli interventi si risolveranno in 20-25 minuti, alla fine di ciascun intervento avremo tempo per qualche domanda. Possibilmente pregherei, per non dover fare il censore, di essere relativamente concisi e soprattutto precisi in domande e non
discorsi per i quali non c'è il tempo. Quindi iniziamo con questa relazione, come dire, di scenario, quale il nuovo welfare dopo il PNRR, che ci viene dal professor Americo Cicchetti, che è direttore dell'Alta Scuola di Economia e Management dei Sistemi Sanitari, Altems, dell'Università Cattolica del Sacro Cuore, e ci farà notare come le prospettive si intrecciano. Sono già stati fatti alcune segnalazioni sulla questione tra investimenti in strutture, investimenti in personale, e sono anche discorsi più generali che avremo sulla questione della nostra popolazione. Questo ovviamente sembra un po' marginale, ma l'invecchiamento della popolazione non è un bene, perché diventare longevi è un'aspirazione di tutti, ma l'invecchiamento della popolazione vuol dire che nascono pochi giovani, nascono poche persone, e questo alla lunga sarà una cosa abbastanza preoccupante per le generazioni che stanno arrivando. Se riesce a essere collegato, io lascerei la parola appunto al professor Cicchetti. Sì, buon pomeriggio. Mi sentite? Sì, a posto. Tanto grazie per l'invito. Sento un ritorno probabilmente anche il nuovo audio. In genere conviene spegnere il microfono della sala, perché altrimenti poi sentite due volte la mia voce. Quindi tanto grazie al professor Mion e al presidente Francesco Facci per questo invito. Sono molto onorato e ringrazio anche Enrico Negrotti per l'introduzione. Sono onorato di poter dare questo contributo, sicuramente a nome mio, ma anche insomma della scuola che rappresento. Altems è una delle 8 alte scuole dell'Università Cattolica, e qui a Roma è dedicata proprio ai temi dell'economia e del management sanitario. Questo sicuramente è un tema importante, profondo, e il titolo, insomma, credo che mi è stato affidato quanto mai ampio, quindi anche per cercare di rimanere, anzi sicuramente starò nei tempi che mi sono stati assegnati, concentrerò un po' l'attenzione e le riflessioni che farò soprattutto riguarderanno quella componente del welfare che, diciamo, è per noi anche come scuola più vicina, che è appunto il tema della sanità, senza dimenticare il fatto che oggettivamente, visto lo scenario che abbiamo di fronte, abbiamo bisogno di dei modelli di presa in carico, soprattutto quando parliamo di cronicità, quando parliamo di anziani che sono in grado di attivare risorse, competenze, attenzioni sotto diverse prospettive, evidentemente, quella sicuramente sanitaria, ma anche quella sociale. Proprio per mantenere i tempi mi aiuterò con qualche slide che mi permette anche diciamo di non disperdere troppo le riflessioni, e parto appunto perché questa era un po' l'idea, avere un po' di scenario da due espressioni: sostenibilità e resilienza. Questa immagine viene da un lavoro che abbiamo fatto con la London School of Economics proprio durante la pandemia, uscito nel marzo 2021, che ci siamo chiesti effettivamente che cosa rimarrà, quali sono le sfide che il nostro Servizio Sanitario Nazionale, e con il nostro quello di anche altri paesi che hanno partecipato a questa collaborazione, avrebbero dovuto affrontare al termine della pandemia. La pandemia ancora non è terminata, però qualche considerazione certamente può essere fatta. Abbiamo sperimentato sicuramente una grande capacità da parte di
tutto il Servizio Sanitario Nazionale. Quando dico Servizio Sanitario Nazionale non parlo evidentemente solo della componente pubblica del sistema, ma di tutto quell'insieme di organizzazioni, istituzioni nel settore pubblico e quello privato, nel privato non for profit, le associazioni che in modo volontario contribuiscono a prendersi in carico i problemi delle persone, oltre che dei malati. Effettivamente abbiamo compreso, no, la forza di questa rete. La vera domanda è se ci stiamo predisponendo anche per il futuro per continuare a garantire questa, diciamo, questa capacità di rispondere a degli shock. Quello del Covid-19 è stato uno shock repentino, ma dobbiamo dire che da tanti anni noi accumuliamo degli stress, sia nell'ambito pubblico che nell'ambito privato. Questi stress nascono dalla riduzione continua delle risorse, dalla necessità di fare di più con meno, fondamentalmente. Questo chiaramente lascia degli strascichi importanti. Noi sappiamo che la capacità di un sistema di essere sostenibile ha a che fare certamente con la sua resilienza, ma è, almeno nel campo della salute, influenzato da 3 fenomeni che solo in parte possiamo controllare: la dinamica demografica, l'epidemiologia, e quindi il tema fondamentale della cronicità, e l'innovazione tecnologica. Certamente la demografia per noi rappresenta un elemento che in qualche modo ci premia, perché la possibilità di avere una vita più lunga è assolutamente importante, e la qualità di questa vita che poi viviamo, che dobbiamo in qualche maniera garantire, in un contesto dove evidentemente l'età media aumenta, e in un contesto dove purtroppo però anche il numero di persone che vivono in questo paese tende a diminuire. Questo non va d'accordo con la sostenibilità dei sistemi di welfare, perché evidentemente meno siamo e più anziani siamo, meno saremo in grado di produrre ricchezza, quella ricchezza che attraverso il gettito fiscale poi torna nei servizi per la salute, per la previdenza sociale, le pensioni e così via. Certamente questo è uno di quegli elementi su cui approfondire è necessario. L'epidemiologia è ben nota a tutti. Questo è un paese con 24 milioni di persone che hanno almeno una patologia cronica, più quasi il 50% oramai delle persone con più di 65 anni hanno 3 o più condizioni croniche. Ormai la spesa si concentra prevalentemente su questi ambiti. E poi abbiamo l'innovazione tecnologica che spinge in 2 direzioni. Da un lato porta a concentrare l'utilizzo di tante risorse su innovazioni che sono, tra virgolette, di prodotto, i farmaci, i dispositivi medici, per esempio. Sono cose che ci hanno garantito una vita più lunga, la risoluzione di molti problemi di salute, però dall'altro hanno un costo crescente. Questo pone chiaramente sotto pressione il nostro equilibrio economico-finanziario. Dall'altro lato ci sono soluzioni tecnologiche, qui penso alle innovazioni di processo, come tutto ciò che è legato alla digitalizzazione, che invece promettono di aiutare la sostenibilità del sistema, e quindi in qualche modo cercano di ottimizzare l'utilizzo anche di quelle altre tecnologie, riducendo i costi del percorso assistenziale. Perché richiamiamo questi aspetti? Perché tutti questi aspetti in qualche maniera sono considerati all'interno del grande piano nazionale di ripresa e resilienza, che coglie un po' queste sfide. Il punto è capire quanto e che cosa c'è dietro, insomma, all'applicazione di questo grande piano, che sapete proviene da una iniziativa europea che è il Next Generation EU, che pone ben 750 miliardi
di euro per il continente, per uscire appunto, per ristorarsi, no, al termine della pandemia o comunque nella fase di uscita dalla pandemia. Il nostro è il paese che utilizza più di altri questi fondi, li utilizza all'interno di 6 diverse missioni. Una di queste missioni, sappiamo bene, riguarda proprio la sanità e la missione salute, anche se anche nella parte introduttiva, nelle riforme di base, nell'innovazione, su tutto il tema dell'innovazione tecnologica, il settore salute sarà fortemente impattato. Nell'ambito della salute abbiamo 2 diverse componenti. Queste sono immagini che provengono dal Ministero della Salute. La missione 6, sapete, è strutturata in una componente che riguarda lo sviluppo dell'assistenza di prossimità, anche attraverso l'utilizzo della telemedicina, e prevede una grande riforma, che è la riforma dell'assistenza territoriale, nella convinzione di tutti che effettivamente le sfide che abbiamo visto anche prima possano essere più utilmente gestite in un contesto che è diverso rispetto a quello dell'ospedale. E qui abbiamo una serie di interventi che appunto hanno a che fare con degli investimenti molto spesso che riguardano infrastrutture, le case della salute su 2 diversi livelli, gli hub, gli spoke e così via, ma con un'intenzione di utilizzare molto quella tecnologia di processo di cui dicevo, per far sì che la casa possa essere oggettivamente il primo luogo di cura e quindi lo sviluppo dell'assistenza domiciliare. Sottolineo solamente un aspetto: un collega medico geriatra molto, come dire, ormai un decano della geriatria italiana, che è Roberto Bernabei, ama dire, e io sono molto d'accordo con lui, anzi sto cercando di comprenderne le implicazioni di questa affermazione, è che fare una buona assistenza domiciliare è più difficile che fare la neurochirurgia. Vedendo un po' i primi interventi che stanno emergendo, non sono convinto che abbiamo centrato questa complessità. Non è così semplice, non è con gli spazi fisici che si sviluppano modelli di presa in carico, di gestione a casa delle persone, e parlo non a caso di persone, in un contesto di complessità crescenti dal punto di vista della salute. A fianco a questa componente c'è una seconda, ma che diciamo solamente per completezza riporto, che è quella che riguarda l'innovazione, la ricerca, e chiaramente c'è un grande pezzo della digitalizzazione del servizio sanitario nazionale. Ecco, questo è il quadro, e da più parte qualche considerazione che lascerò poi alla discussione, se ce ne sarà. Allora, le risorse in campo. Questo ci aiuta a capire che cosa ci lascerà il PNRR. Allora, le risorse in campo sono sicuramente significative, ma in realtà sono meno di quelle che sarebbero in realtà necessarie. Vi do 2 elementi di confronto. Il primo riguarda una vecchia legge finanziaria, si chiamava ai tempi, del 1988, è l'articolo 20 della legge 67-88, in realtà la legge finanziaria per il 1989, che fondamentalmente stanziava 30.000 miliardi di lire per ristrutturare gli ospedali italiani, per costruirne di nuovi, ma anche per costruire residenze sanitarie per anziani. Ebbene, prevedeva di spendere questi soldi in 9 anni, poi in realtà ci è voluto molto di più, però è sicuramente quello un intervento superiore dal punto di vista finanziario di quello che stiamo facendo ora, che ci sembra enorme. Un'altra piccola notazione: sia il PNRR, gli investimenti del PNRR, che quelli dell'articolo, famoso articolo 20, sono ed erano investimenti, sono spese in conto capitale, e quindi non ci aiutano per gestire le spese correnti, per trovare il nuovo personale. Questo è importante dircelo, poi vedremo dei numeri successivamente da questo punto di vista. Secondo confronto, il piano Speranza del ministro Speranza, a maggio del 2020, prevedeva degli investimenti per 68 miliardi di euro.
di cui solamente 14 servivano per l'adeguamento antisismico delle strutture esistenti. È possibile che si siano sbagliati allora, però oggettivamente sapere che oggi per l'adeguamento antisismico degli ospedali, per renderli green, abbiamo messo poco più di 1,5 miliardi, un po' mi disorienta, ecco. Quindi sicuramente risorse in campo ce ne sono, ma non quelle che probabilmente ci dovrebbero essere. L'elemento però importante di ogni piano sono le riforme, cioè quei cambiamenti che in qualche modo generano poi delle trasformazioni dal profondo, no? Degli assetti istituzionali, quindi organizzativi, delle professionalità, delle competenze. Ebbene, ci sono alcune riforme. Una riforma riguarda proprio la gestione del territorio, è questo famoso DM 71, che sapete bene è ancora in discussione perché è un qualche cosa che dovrà essere accettato dalle regioni e non esiste ancora un'intesa tra Stato e regioni, quindi c'era una milestone che doveva essere rispettata a marzo del 2022, purtroppo non è stata rispettata, speriamo che non ci siano conseguenze dal punto di vista dell'acquisizione dei finanziamenti, perché perlomeno una regione non era d'accordo, ma sappiamo bene che anche altre non erano pienamente d'accordo con un modello che chiaramente è unico, è nazionale e che si innesta in contesti organizzativi e istituzionali di per sé molto diversi. Quello che c'è sul territorio in Regione Veneto è certamente diverso rispetto a quello che c'è sul territorio in una regione come la Lombardia, come il Lazio, come la Calabria e la Sicilia. Allora, oltre a queste riforme, tutte quante importanti e necessarie, credo che alcune invece manchino per avere una reale trasformazione, che è quella che cerchiamo, è quella che permetterebbe al Servizio Sanitario Nazionale di rimanere in piedi. Per esempio, una importante riforma sulla selezione dei fattori produttivi. Per esempio abbiamo dei meccanismi di reclutamento nel settore pubblico tutt'altro che flessibili. Forse dovremmo importare quello che accade nelle strutture private, nelle nostre organizzazioni di ispirazione cristiana, perché certamente è quello che fa la differenza in termini di competenza. Non abbiamo soluzioni organizzative e istituzionali adeguate per valutare le tecnologie sanitarie, per acquistare con cognizione di causa le tecnologie sanitarie, parlo di dispositivi medici, ma anche di soluzioni digitali. Non abbiamo un'agenzia che fa il technology assessment, fortunatamente abbiamo un'agenzia italiana del farmaco, ma non basta. Sicuramente importante sarebbe profondamente mutare e quindi dichiarare di fatto la parità tra coloro che lavorano per il sistema pubblico, gli erogatori pubblici, quelli privati, gli enti non for profit. Dovremmo andare oltre l'accreditamento, dovremmo forse di nuovo riflettere sulla possibilità di creare una positiva, tra virgolette, competizione con regole uguali per tutti, per far sì che coloro che generano maggior valore per i pazienti, per i cittadini, per le persone, possano effettivamente dare un contributo al sistema che possa essere proporzionale e giustamente pagato. Abbiamo bisogno di una riforma della medicina di famiglia che solo in parte è all'interno di quella riforma del DM cosiddetto 71, che non può che partire dalla formazione. Per fare integrazione tra i medici ospedalieri e quelli del territorio, quindi in particolare dei medici di famiglia, la cosa migliore sarebbe che si formassero nelle stesse aule. Dopo la laurea, durante la scuola di specializzazione, il medico di famiglia è l'unica figura che si forma all'esterno del ciclo universitario. Questo mina la riconoscibilità interna tra i professionisti, ospedalieri e non ospedalieri, cosa su cui necessariamente, a mia opinione, sarebbe necessario mettere mano. Abbiamo un sistema di finanziamento degli operatori che nell'ospedale è rimasto al DRG del 1995 sia come metodologia che come valori. In realtà dovremmo transitare verso un sistema di pagamento delle prestazioni che valuti anche la qualità. Ci sono qualità e qualità, ci sono modi di pagare i servizi assistenziali sul territorio che certamente hanno dei livelli di standardizzazione più bassi e che non sempre prendono in considerazione il diverso contenuto e la percezione che poi alla fine l'esperienza di cura, di presa in carico che hanno i pazienti e i cittadini. Non abbiamo ancora una normativa adeguata per la partecipazione dei cittadini alle scelte di politica sanitaria, se non con grandi differenze tra regione
e regione. Sappiamo bene che il coinvolgimento delle persone è una chiave fondamentale per fare politiche sanitarie che siano accettabili, che rispettino la dignità delle persone, che vanno nella direzione che la società si aspetta. Forse sarebbe opportuno cominciare a mettere insieme dei silos di spesa che oggi sono separati, quello dell'assistenza sanitaria e dell'assistenza previdenziale, dell'assistenza sociale. Noi continuiamo inoltre a misurare l'impatto dei servizi sanitari a livello regionale, quando invece forse per le persone, per noi che, come dire, ci interfacciamo con i sistemi sanitari, le differenze le vediamo a livello locale. Io dico sempre che il livello dei servizi della città di Roma e quindi della provincia di Roma è totalmente diverso rispetto al livello di servizi offerto purtroppo ai cittadini della provincia di Rieti, con tutto il bene che noi vogliamo ai colleghi reatini che lavorano in quella zona. Però 5 policlinici universitari a Rieti non ce li hanno. E quindi forse comprendere meglio ciò che accade a livello locale è importante. È chiaro che fare le cose che descrivevo, che sono come dire, trasformazioni profonde, è difficile, però oggettivamente è ciò che dobbiamo fare per far sì che i benefici arrivino a tutti, fondamentalmente. Noi in genere il cambiamento, come dire, è fatto di eventi puntuali, possono essere in qualche occasione casuali, ce l'ha dimostrato il Covid-19, non sempre sono controllabili, sono esogeni ai nostri sistemi organizzativi. Quello che cerchiamo è in realtà la trasformazione. La trasformazione è un processo. Il campo organizzativo è il frutto della gestione del cambiamento, lo chiamano change management. È questo su cui dobbiamo riflettere. Abbiamo le capacità, le competenze, le caratteristiche per gestire questo cambiamento, ma questo cambiamento deve andare in una certa direzione, perché quello che veramente cerchiamo è un progresso che dal punto di vista sociale, se prendiamo Treccani, è il miglioramento delle condizioni di vita per una parte crescente della popolazione, e quindi è importante anche comprendere come tutti questi investimenti poi andranno a risolvere uno dei grandi problemi che abbiamo nei sistemi di welfare in Italia, ma in realtà in tutto il sistema pubblico, cioè la enorme eterogeneità dei benefici che ottengono i cittadini. Abbiamo delle differenze che esistono a livello territoriale, non solo tra regioni, all'interno della stessa regione, all'interno della stessa città, perché esistono enormi differenze da un punto di vista delle condizioni sociali ed educative. Noi sappiamo benissimo che la speranza di vita alla nascita di un laureato è perlomeno 3 anni più alta della speranza di vita alla nascita di una persona che ha una licenza media. Ecco, questo credo sia come dire, un punto importante che dobbiamo considerare. Allora, come cambiare questi sistemi di welfare che vado verso e come cambieranno? Sicuramente non con le norme, non con le leggi, non con i regolamenti. Questi sono processi formali, sono lenti, sono continuamente vincolati dai punti di veto. Pensate alla medicina di famiglia. Le trasformazioni invece progrediscono in maniera molto, molto lenta, sono processi carsici, indotti spesso da variazioni culturali all'interno di un contesto. Nella sanità queste evoluzioni culturali che hanno effettivamente cambiato la medicina sono la medicina basata sulle prove di efficacia, questa cultura che ha spinto veramente il cambiamento del modo di far funzionare la sanità, i principi del governo clinico, l'assistenza sanitaria basata sulla centralità dei pazienti o sulla progressività dell'intensità delle cure. Sono vecchissimi principi che hanno impiegato decenni ad entrare e che sono i responsabili di quei cambiamenti positivi che abbiamo avuto finora. Il punto è se possiamo permetterci o meno questi ritmi. Allora, no, la mia risposta è netta e chiara. Non possiamo permetterci questi ritmi. Perché? Perché lo scenario che avete visto all'inizio non è adatto a poter reagire troppo lentamente senza avere degli effetti negativi importanti sulla popolazione che pagheremo in termini di iniquità crescenti.
E quali sono le prime cose da fare? Beh, la prima cosa da fare è mettere mani al portafoglio. Questo è lo scenario degli ultimi 14 anni di spesa sanitaria in Europa, dove se prendiamo i primi 5 paesi, la media delle 5 economie più grandi del continente europeo ha visto una crescita delle spese sanitarie di tutti in media del 2,56%. In Italia la crescita media di questi 14 anni, 15 anni, è stata dello 0,1%. Siamo distanti 30 punti percentuali rispetto alla media, addirittura 54 punti percentuali rispetto alla crescita della spesa sanitaria in Germania, che non ha una popolazione anziana, così come l'abbiamo noi, non ha il livello di disabilità che ha la popolazione italiana. Quindi non bastano 15 miliardi in più di spesa per investimento, spesa in conto capitale. Noi dovremmo dall'oggi al domani avere 30 miliardi in più sulla spesa, 37 miliardi in più sulla spesa corrente per arrivare al livello della media dei primi 5 paesi del continente europeo. Questo è sufficiente? No, soprattutto perché quello che abbiamo di fronte è uno scenario ancora più difficile. Dobbiamo pensare che tutto quello che abbiamo visto con la pandemia si inserisce in tensioni geopolitiche, in costi che dovremo sostenere per la transizione verde. Il nostro sistema economico sta ampliando le inequità economiche e sociali, c'è poco da fare, lo vediamo nei flussi migratori, che è qualcosa che dovremo gestire con positività, andando a fare investimenti importanti sia da noi che negli altri paesi per favorire questa inclusione. Le emergenze pandemiche non sono finite e parliamo tantissimo e fortunatamente della digitalizzazione, noi siamo rimasti normalmente indietro, ma sappiamo che questa digitalizzazione costerà in termini di persone che non troveranno spazio all'interno del mondo del lavoro, e quindi il nostro welfare dovrà tener conto anche di una quota di persone che si troveranno con competenze non più adatte ai lavori che servono. Lo stiamo già verificando, tutte le aziende che lavorano nel PNRR cercano project manager, cercano persone con competenze di tipo tecnologico, non le trovano, perché noi abbiamo un contesto formativo diverso e storicamente abbiamo probabilmente anche come dire, un orientamento culturale che è diverso rispetto a quello che è le esigenze del futuro. Tutto questo genera incertezza, difficoltà nel programmare, e con questo chiudo. Abbiamo però un'unica arma, che è quella della nostra competenza che dobbiamo sviluppare, e qui permettetemi di sottolineare le 4 competenze sulle quali anche noi stiamo creando i nostri nuovi modelli formativi per i manager sanitari del futuro. Per me e per noi un manager sanitario per governare questa complessità dovrà essere in grado di assumersi responsabilità, quindi managerialità e imprenditorialità dovranno andare a braccetto, dovranno sempre più essere rapidi ad apprendere, quindi devono imparare ad imparare, questo dà agilità alle loro strutture, devono avere coraggio, bisogna avere coraggio di distruggere per ricostruire in qualche maniera. Questo è una competenza che servirà molto anche al sistema pubblico, che dovrebbe suggerire degli riorientamenti della ridistribuzione delle risorse, e dovremo essere molto rapidi a capire dove ci sono le opportunità, soprattutto in scenari di crisi, e su questo la promozione della nostra creatività è importante, cosa che certamente non manca a questo paese, e speriamo anche ai nostri giovani. Io vi ringrazio per l'attenzione, forse ho preso 1 o 2 minuti in più rispetto ai 25 che mi avete concesso. Grazie infinite. Grazie al professor Cicchetti. Sì, si è preso qualche minuto di troppo, lo scenario però, diciamo così, forse era necessario anche per l'ultima iniezione, un po' di speranza, speriamo che appunto aiuti, perché il quadro invece iniziale è abbastanza così preoccupante, che ci fossero problemi in Italia, chiunque sia un pochettino avvertito non doveva aspettare il Covid. Certo che il Covid ci ha dato
una bella mazzata, ci ha fatto riflettere sul fatto che quando si parlava 10 anni fa di spending review, e forse qualche volta si è buttato via il bambino con l'acqua sporca, nel senso risparmiare dove ci sono sprechi è sacrosanto per chiunque, le vacche grasse credo che non le vedano più dall'epoca biblica, però ecco, quando la logica era solo i tagli lineari, poi dopo abbiamo visto che gli investimenti nel sistema sanitario sono stati progressivamente calanti e non sicuramente adeguati allo sviluppo sia del sistema sanitario stesso, sia alle dinamiche di popolazione che tutti, almeno tutti i decisori dovrebbero avere ben presente, ben chiaro. Se ci sono delle domande per il professor Cicchetti, appunto possibilmente mirate su quello che sono gli scenari che ha delineato, le accogliamo adesso. Non so se ce ne sono in via Zoom, non ce ne sono. Tra i presenti nemmeno, quindi il professor Cicchetti è stato bravo, non ha bisogno di avere altre delucidazioni. Il professore dunque ha accennato ad alcune tematiche, peraltro che abbiamo spesso scritto anche su Avvenire, giusto per farmi un pizzico di pubblicità al giornale, e sono importanti. Che vedremo del DM71, della riorganizzazione, dove ci sono diversi livelli di decisione e la sanità regionale probabilmente non si tornerà mai indietro, ma è inutile che 20 anni dopo ci si lamenti quando ormai ovviamente si è fatta questa scelta, così come altre, la questione dei medici di famiglia è tuttora un nodo abbastanza insoluto. Visto che abbiamo avuto un collegamento previsto peraltro online, alterniamo perché il professor Mastrillo, che doveva essere qua, è rimasto vittima dello sciopero dei treni e quindi non è riuscito ad arrivare, sarà anche lui online, e quindi affrontiamo prima della questione del personale, affrontiamo quella delle tecnologie e la prima parte, diciamo, di questa relazione bipartita, diciamo, è quella che fa il professor Stefano Tamburin, docente di neurologia all'Università di Verona, che ci presenta appunto quali sono le problematiche di una popolazione che ha determinate caratteristiche. Grazie, professore. Grazie. Buongiorno a tutti. Scusate che condivido. Condividiamo lo schermo. Grazie. Questa sarà una presentazione condivisa con il professor Pravadelli. Io mostrerò qualche slide per porre i problemi e poi cercheremo di presentare alcune possibili soluzioni. Ringrazio il professor Mion e gli organizzatori di questa giornata per il graditissimo invito. Io faccio il neurologo qui all'Università di Verona e all'azienda ospedaliera di Verona, mi occupo di patologie neurologiche prevalentemente dell'adulto e tutto sommato quasi per la maggior prevalenza dell'anziano. Tolgo la mascherina, tanto ho fatto un tampone ieri ed era completamente negativo. Questi sono dei dati epidemiologici pubblicati qualche anno fa sull'impatto di alcune patologie neurologiche che possono accorciare l'aspettativa di vita del paziente, e questo è un problema, ma possono anche aumentare la disabilità e quindi gravare un certo numero di anni di vita del paziente con una grande disabilità. Vedete che cambiano le patologie, cambiano a seconda delle età della vita, ma alcune di queste patologie sono fondamentalmente lo stroke, cioè l'ictus cerebrale, le emicranie e le meningiti sono più tipiche di altre età, ma la malattia di Alzheimer, varie patologie del sistema nervoso centrale, il Parkinson. E queste patologie accorciano l'aspettativa di vita e accorciano in modo consistente per lo stroke, che è la terza causa di morte nella nostra popolazione, ma impattano anche sulla disabilità, cioè obbligano il paziente affetto da queste patologie a vivere per un numero di anni con disabilità.
L'ictus è la terza causa di morte nella nostra popolazione, quindi grosso modo corrisponde a un ottavo, un decimo di tutte le cause di decesso, ma ovviamente aumentando l'invecchiamento della popolazione aumenta la prevalenza e l'incidenza dei casi di ictus e ciò comporta un maggior numero di decessi ma anche un maggior numero di pazienti con disabilità. È cambiato molto l'approccio alla fase acuta dell'ictus. Nella fase acuta dell'ictus oggi si fanno terapie di rivascolarizzazione acuta come la trombolisi, come la trombectomia. Verona è una delle città dove questo si fa meglio grazie alla stroke unit della neurologia di Borgo Trento, ma lo stesso, anche facendo al meglio questo, un terzo dei pazienti che hanno un ictus sopravvivono con disabilità. E pensiamo che questa disabilità può affliggere anche pazienti giovani di 40-50 anni che vivranno il resto della loro vita, per esempio in carrozzina o con un'emiplegia. La malattia di Parkinson è un'altra patologia estremamente prevalente. Sebbene noi la associamo all'età senile, la malattia di Parkinson ha un picco di incidenza tra i 50 e i 60 anni. Perché la associamo alla malattia senile? Perché nell'età senile noi abbiamo i pazienti che hanno avuto un esordio di Parkinson a 40, 50, 60 anni, che hanno un'aspettativa di vita elevata, ma una qualità della vita bassa, che quindi hanno una malattia che dura da 20-30 anni, e i pazienti più anziani che hanno un esordio in età più senile. I numeri. In Veneto ci sono circa 20.000 pazienti con il Parkinson. A Verona, che ha una popolazione che è un quinto di quella del Veneto, 3-4.000. Cosa succede? Succede che nei primi anni di questa patologia, tutto sommato, il trattamento dei sintomi motori va bene. Col passare del tempo il paziente ha una sempre maggiore difficoltà nel gestire le fluttuazioni motorie, cioè la risposta alla terapia cambia nell'arco della giornata. Noi associamo la persona della strada, l'uomo della strada associa il Parkinson al tremore. In realtà il problema principale del Parkinson è la bradicinesia, questa lentezza nei movimenti, questa difficoltà a fare movimenti che noi facciamo con grande facilità. I farmaci esistono, funzionano molto bene, sono sintomatici, nessuna di queste patologie modifica la neuropatologia sottostante alla malattia di Parkinson, ma dopo un po' di anni i pazienti che hanno 15-20 anni di malattia vanno incontro a delle fluttuazioni motorie prevedibili o imprevedibili, per cui io medico faccio fatica a capire come gestire al meglio la terapia del paziente perché a casa non capisco cosa succede. Ci sono degli strumenti come dei diari, dei report dei familiari, ma sono poco attendibili. In più, un malato di Parkinson, nel corso della sua patologia, sviluppa disturbi psichiatrici, disturbi del sonno, disturbi ortonotici, quindi un paziente che ha una lunga aspettativa di vita, quindi una cattiva qualità della vita. Per tutto questo corteo di sintomi, che vedete è enorme, immaginate l'impatto sulla quotidianità di pazienti che hanno tutti questi sintomi. La demenza è una delle patologie più prevalenti e lo sarà sempre di più per l'aspettativa di vita sempre più lunga, non solo della popolazione nei paesi europei, negli Stati Uniti o in Australia, che sono paesi avanzati, ma anche nei paesi in via di sviluppo. Attualmente si stimano 50 milioni di persone affette da demenza nel mondo, che è grosso modo è quasi la popolazione di tutta l'Italia. Questo numero è stimato triplicare nel 2050, quindi aumenterà certamente in Europa, aumenterà in Italia, dove l'aspettativa di vita aumenterà ancora di più, ma aumenterà soprattutto in paesi come i paesi del sud-est asiatico, i paesi dell'Asia in generale, i paesi del Sud America, che sono in via di sviluppo e hanno un'aspettativa di vita progressivamente crescente. I numeri a livello mondiale, i costi a livello mondiale sono esorbitanti. Il PNRR è molto ricco, però questi numeri sono abbondantemente maggiori rispetto a tutto il PNRR. I numeri in Italia. Si stima che in Italia ci siano più di 1 milione di persone affette da demenza. Qui sono numeri esorbitanti rispetto alle due patologie precedenti. Quasi tutti questi, la maggioranza, sono malati di Alzheimer, ma chi non ha Alzheimer ha un'altra demenza, ha lo stesso tipo di problemi. In Veneto si stimano circa 50.000 malati di Alzheimer, a Verona e provincia circa 10.000. I costi per l'assistenza sono elevatissimi. In un anno 38 miliardi di euro, che sono quasi tutti a carico delle famiglie. Se il costo medio è 70.000 euro a persona affetta da demenza e lo stipendio medio lordo in Italia, io non sono un economista ma ho trovato questo dato, quindi perdonatemi se sto dicendo una bestialità, è 30.000 euro, vuol dire che un malato di Alzheimer costa più
del doppio di 2 persone attive in media, e la nostra popolazione sta diventando sempre meno attiva e il numero di persone che lavorano è sempre di meno, il numero di persone che dovranno essere prese in carico è sempre di più. È chiaro che la cosa non può funzionare se andremo avanti così, soprattutto perché questi sono costi a carico della famiglia che comportano delle spese che sono gravose per chi già è svantaggiato, non sono certo gravose per chi ha uno stipendio elevatissimo, e ciò comporta anche mancati redditi, con un problema di inequità nell'accesso al mercato del lavoro. C'è già un gender gap importante nella nostra popolazione. Se poi le persone di sesso femminile sono quelle che più spesso devono assistere questi pazienti, capite che questo viene amplificato. Quindi vi ho fatto vedere 3 patologie molto frequenti, che sono anche 3 patologie di cui io mi occupo molto. In quest'ottica non stiamo qui a discutere dei dettagli diagnostici, ma l'impatto di queste patologie è un impatto sul paziente, ma anche sul caregiver, che è un familiare di solito, che è la moglie, che spesso è una delle figlie o più delle figlie, qualche volta i figli, e in questo modo questa malattia diventa una malattia per la che affligge tutta la famiglia. Voi vedete che i fattori di rischio per avere un caregiver burden, cioè un impatto, un peso sul familiare che si prende cura del paziente, sono il fatto di essere donna, un'educazione bassa e il convivere con chi è affetto da questa patologia. Quindi sostanzialmente si tratta di famiglie anche con un reddito minore, e questo comporterà sempre di più una differenza maggiore tra chi può pagarsi una badante o magari 2 badanti perché comunque ha uno stipendio elevato e chi invece non lo può fare, o comunque anche se paga la badante non ha bisogno di supportare il lavoro della badante perché comunque la casa è piccola, perché comunque c'è un basso reddito. E questo comporta aumento della mortalità, cambiamento di peso, depressione, deprivazione di sonno, scarsa cura di se stessi, fino ad arrivare all'aumento dell'ansia e del suicidio. Quindi capite come non è più il malato solo, ma sono anche i familiari che sono afflitti da questo tipo di problematiche. Quali sono le problematiche? Questa è una survey fatta dall'Associazione Europea delle Associazioni di Malati di Parkinson, in cui vedete che c'è un po' di tutto: gestire la terapia, i disturbi della marcia, mobilizzare il paziente, l'igiene, l'abbigliamento. Non si può lasciare un familiare che non riesce a vestirsi, che non riesce a curare la propria igiene personale, ma anche disturbi comportamentali. A volte questi sono pazienti che hanno disturbi comportamentali, scappano di casa, si allontanano, si mettono in pericolo, e ciò vale anche per i malati di Alzheimer. Io vi ho dato questo dato qui perché l'ho trovato, ma i malati di Alzheimer non sono molto diversi. Allora cosa si fa? Non riesco più a gestire il familiare, il neurologo specialista, cioè io, sono difficilmente accessibile perché ho una lunga lista d'attesa e non riesco a rispondere a tutte le email, stavo rispondendo poco fa a varie email di pazienti o a tutte le chiamate dei pazienti, dei familiari, scusate. Quindi porto il paziente, il medico di base a 1000, è gravato da un sacco di incombenze anche burocratiche, vado in pronto soccorso e quindi l'accesso in pronto soccorso diventa un evento che in realtà crea ulteriori problemi. Perché? Perché se questo è il decorso di una malattia cronica come una demenza o un Parkinson, l'accesso in pronto soccorso, e io mi trovo a volte a vedere questi familiari che non sanno più cosa fare, chiedono che il paziente sia ricoverato. Io so benissimo che non è la scelta migliore, ma l'alternativa è che poi il familiare si pianti lì e dica: me lo dovete ricoverare. Bene, l'accesso in pronto soccorso vuol dire rischio di cadute, rischio di delirium, rischio di modificare la terapia, rischio di infezioni, e comporta un peggioramento. Ma talvolta questo peggioramento non comporta poi un ritorno allo status quo ante, può comportare una frattura, il paziente cade, si frattura, il paziente si infetta, il paziente muore. Okay? Quindi non offriamo un buon servizio portando i pazienti in pronto soccorso, ma qui fotografiamo la disperazione delle famiglie. Su questo passerò velocemente, è già stato detto prima, non sono appunto un economista, ma questo esce un po' dal mio settore, però queste sono delle stime fatte nel 2019 della necessità di figure medico-sanitarie. Queste sono quelle che probabilmente riusciamo a offrire in questo periodo. E questi sono
parliamo di medici, le stime di numero di entrate, numero di uscite, entrate in arancione, uscite in azzurro, in blu, nel quadriennio in cui siamo, meno 10.173, un numero spaventoso, che anche nei prossimi anni in cui si prevedono specialisti, perché stanno aumentando gli specializzandi, ma ciò non raggiungerà il gap in perdita, sarà maggiore del gap in entrata. E comunque in questo periodo qui avremo meno medici specialisti di quelli che servono in settori come chiaramente lo sappiamo tutti la medicina d'emergenza e d'urgenza, ma un po' tutti i settori. Quindi lo scenario è veramente sconfortante. Già ci sono delle difficoltà, ma ce ne saranno ancora di più. Sugli infermieri non mi soffermo perché immagino che il professor Mastrillo, che saluto, ne parlerà nel dettaglio, ma lo scenario è ancora peggiore. Ne mancano un sacco. Cosa fare? Abbiamo a disposizione un sacco di tecnologie. Il professor Pravadelli poi vi farà vedere qualcosa che stiamo cercando di sviluppare. Negli ultimi anni, nelle maggiori riviste scientifiche, questa per esempio questo è un expert opinion sul Movement Disorders, che è la rivista più importante sul Parkinson, si incomincia a parlare del ruolo di tecnologie IoT, ICT, Information and Communication Technology, Internet of Medical Things, nella malattia di Parkinson, perché queste possono offrire vantaggi al paziente e al caregiver, anche a chi gestisce, anche chi è provider di servizi sanitari, cioè al sistema sanitario, ma anche possono fornire informazioni preziose sulla ricerca. Questo è un nostro lavoro di un paio di anni fa in cui abbiamo provato a capire e a porre problemi, più porre problemi che porre soluzioni, sul ruolo di queste tecnologie per migliorare la telemedicina e in questa fase di pandemia, ma anche quando la pandemia, come sta succedendo, verrà meno e ci convivremo in modo più tranquillo. Abbiamo delle difficoltà perché bisogna documentare l'efficacia di queste metodiche, ridurre i costi, ridurre le barriere all'accesso, perché finché siamo io e il professor Pravadelli, io sono sempre al computer, lui è un informatico, è chiaro, è molto facile discutere di queste cose, ma quando abbiamo delle persone anziane, dei familiari anziani, delle persone che vivono in campagna, delle persone che fanno fatica a usare un cellulare, uno smartphone, hanno bisogno del cellulare con i 10 tasti, perché già quello è difficile. Come la mettiamo con il digital divide? Alcune aree del territorio sono completamente sguarnite da una banda, da un wifi o da una rete sufficientemente robusta e sufficientemente performante per usare questi strumenti, e soprattutto gli stakeholders. Qui molti di voi non sono medici, non sono informatici, quindi il vostro ruolo è fondamentale per venirci incontro e per scambiarci punti di vista per risolvere meglio queste problematiche. Cosa stiamo facendo come università? Stiamo collaborando molto strettamente con ADOA, abbiamo sottoscritto 3 convenzioni quinquennali con 3 dipartimenti, il mio che è il Dipartimento di Neuroscienze, Biomedicina e Movimento, quello di Economia Aziendale di Giorgio Mion e quello di Informatica del professor Pravadelli. Nel nostro piccolo quest'anno iniziamo adesso, qui c'è scritto febbraio-giugno, ma l'abbiamo spostato perché a causa dell'ultima ondata di Covid avevamo fatto fatica a fare lezioni in quel periodo lì. A inizio giugno inizieremo questo corso di perfezionamento. È stato un lavoro molto difficile organizzarlo, c'è stata una grossa collaborazione di ADOA e anche dell'Istituto di Assistenza Anziani. Speriamo che sia un piccolo tassello per fare qualcosa per offrire qualcosa di più. Grazie per l'attenzione, lascio la parola al professor Pravadelli. Grazie professor Pravadelli, invece il professore di informatica speriamo che ci trovi qualche soluzione, visto che per il momento abbiamo solo avuto un'elencazione di problemi, da quelli di popolazione, da quelli di scenario economico e adesso anche a quelli appunto di tipo sanitario. Bisogno di poter condividere. Buongiorno. Ah, ok. Perfetto, grazie. Bene, buonasera a tutti. Allora,
voglio portare un po' di speranza, perché tutto quello che è stato detto precedentemente purtroppo è realtà, ma a volte abbiamo bisogno anche di una voce di speranza. Allora, oggi mi viene chiesto di parlare di tecnologia associata alla cura e al servizio. E quando si parla di tecnologia viene quindi naturale pensare alla telemedicina. Però la domanda è: che cos'è la telemedicina? Quindi mi verrebbe da chiedere, secondo voi, per telemedicina cosa intendiamo? Dov'è che la tecnologia ha la sua caratterizzazione migliore all'interno della telemedicina? Non sarà semplicemente che ci vediamo via Zoom, ecco. Però spesso si pensa a questo. Okay? La telemedicina, in particolare, se andiamo a vedere le linee guida del Ministero della Salute, ha 4 finalità. Finalità di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di coaching, applicando tecnologie informatiche, dell'information and communication technology, dell'internet delle cose e via di seguito. Prevenzione vuol dire cercare di prevenire che qualche persona si ammali o che persone a rischio possano avere situazioni critiche tramite monitoraggio principalmente delle loro abitudini, dei loro comportamenti, dei rischi e via di seguito. Diagnosi vuol dire capire che cos'ha, e allora con la telemedicina si cerca di spostare i dati e non più le persone. Pensiamo a persone che vivono in zone rurali e che devono accedere a una visita specialistica. Cura significa poi, abbiamo capito che ha una malattia e dobbiamo cercare di intervenire con meccanismi legati ai farmaci piuttosto che a strumentazione che può essere anche portata a casa, quindi a domicilio, o addirittura con chirurgia, telechirurgia. Quindi io opero finché mi trovo in un posto e il mio paziente è da un'altra parte. E poi riabilitazione e coaching, quindi quando un evento acuto si è verificato è necessario cercare di avere dei sistemi che diano supporto a queste persone e che in qualche modo, ecco l'intervento della tecnologia, sostituiscano le persone umane, perché nei casi in cui ci sia bisogno di riabilitazione, di assistenza e di coaching continuo, avere una persona sempre al proprio fianco è ormai impossibile. Se andiamo sempre a guardare le linee guida ministeriali, vediamo che la telemedicina è classificata sostanzialmente su 2 fasce: la telemedicina specialistica e la telesalute. Quando parliamo di telemedicina specialistica, principalmente intendiamo la televisita, paziente a casa, medico nel suo studio, e quindi il dialogo tra loro due, teleconsulto tra più medici, tra staff sanitario, senza la presenza del paziente, che possono parlarsi per capire la diagnosi, la cura da applicare, eccetera, e telecooperazione sanitaria, quindi il paziente è presso una struttura in tempo reale, c'è un medico, ci sono altri medici da remoto, cercano di intervenire contemporaneamente. Siamo in ambito sanitario. Poi c'è la telesalute. Qui entra in gioco il paziente, che prima era oggetto delle attenzioni dei medici, dello staff sociosanitario. Adesso il paziente è in prima persona, perché la telesalute vuol dire: io medico ti dico che devi fare questa terapia, tu paziente te ne prendi carico. Okay? Tele, nel senso usando tecnologia che chiuda quel gap che invece avremmo vedendoci solo una volta ogni mese, 2 mesi, quando c'è la visita in ambulatorio. Okay? Quindi, se guardassimo uno schema, diciamo, il percorso del telepaziente qual è? Il telepaziente purtroppo a un certo punto si ammala, non nella telematica, ma nella persona fisica. Okay? Va in ospedale, fa una visita specialistica. Questa visita può essere fatta tramite telemedicina, va bene? Poi da lì ne segue una diagnosi, un percorso di cura che ha bisogno di un monitoraggio. Monitoraggio che grazie alla tecnologia possiamo fare a distanza. Ma nel momento in cui vogliamo applicare telesalute dobbiamo dare empowerment al paziente e quindi consapevolezza che quella tecnologia è per lui, per lei, e che questa persona deve essere parte attiva nell'utilizzo di questo. Ora, a che punto siamo? Siamo al punto che
durante la fase acuta della pandemia il teleconsulto e la televisita hanno cominciato ad essere utilizzate, più di prima sicuramente. E abbiamo anche una certa percentuale di tecnologia per l'utilizzo delle ricette digitali, l'avvio di progetti pilota di telemonitoraggio da parte di una serie di aziende ospedaliere, telemonitoraggio di persone con malattie croniche e di anziani, pochissima teleriabilitazione. Ma se notate questi dati che ho raccolto da Osservatorio del Politecnico di Milano e da Federsanità parlano sempre di qualcuno che si parla a distanza, qualcuno che invece di essere in presenza si trova da un'altra parte e la relazione è ancora persona a persona. Ottimo. Però telemedicina non è solo questo. Non è solo questo, ma deve diventare qualcosa che colma anche altri bisogni, non solo il medico mi ha visitato e io ho raccontato come sto. Deve diventare qualcosa che ci agevola quotidianamente nel nostro percorso di telepazienti. Okay? Quindi deve agevolare la socialità, deve permettermi di mantenere il mio livello di performance fisiche, devo essere in grado di avere un adeguato stato nutrizionale, devo cercare di contrastare il decadimento cognitivo e questo non lo posso fare una volta ogni tanto. È qualcosa che deve essere costante. Devo poter fornire degli allarmi e dei sistemi di emergenza quando questo accade e prevenire situazioni di rischio tipo le cadute. È qui dove la tecnologia può fare qualcosa in più del semplice collegamento via Zoom, ci parliamo a distanza senza venire in ambulatorio o senza venire presso il luogo dove c'è un'assistenza. Quindi, oltre alla telesalute, al telemonitoraggio e alla telemedicina, serve la teleassistenza. E qui si amplia il campo, perché non è più solo sanitario, ma diventa sociale. Quindi, con la teleassistenza, il sistema diventa utile per la presa in carico della persona anziana o fragile anche a domicilio, anche dopo le dimissioni, tramite tecnologie che permettono di chiudere il gap dell'assenza di un caregiver 24 ore su 24, dell'assenza di un operatore sociosanitario 24 ore su 24. E questo deve essere fatto in accordo tra gli operatori sanitari e quelli sociali. A questo punto qual è la mission che ci siamo dati noi all'Università di Verona, in particolare nel gruppo di IoT for Care, che è quello che si occupa di queste problematiche? Noi vogliamo progettare modelli coesivi e inclusivi dell'abitare per gli anziani o in generale per persone fragili, che sia basato magari su social housing o co-housing e che sia supportato da soluzioni tecnologiche integrate con i protocolli sociali e sanitari, in modo da preservare quello che si chiama il benessere biopsicosociale delle persone. E allora, in che contesti? Ma può essere nel contesto di una casa di riposo, può essere nel contesto di un ente assistenziale, può essere anche all'interno delle case delle singole persone, dove magari, grazie ai fondi che adesso arrivano, possiamo avere una riqualificazione dell'immobile, possiamo implementare dei servizi sociali magari un po' più forti, ma possiamo introdurre anche qualcosa di tecnologico, monitoraggio, coaching, ubiquo, quindi sempre presente, non invasivo, non vogliamo che la persona si senta monitorata e a casa sua, vogliamo che si senta aiutata e supportata a casa sua, personalizzato. Okay? Alcuni esempi allora. Tutti quanti i nostri progetti si basano sull'utilizzo di sistemi intelligenti, ambientali o indossabili, con un principio ispiratore di sostenibilità, di economicità, perché siano disponibili per tutti, e semplicità. Okay. Per esempio, monitoraggio dei parametri vitali e delle funzionalità motorie di una persona. Una serie di sensori della dimensione di qualche centimetro possono essere incollati o indossati nei vestiti dalle persone e raccolgono costantemente dati che arrivano a una sorta di intelligenza artificiale anche dentro i nostri smartphone o dentro a computer in cloud che riescono a capire
qual è lo stato della persona. Sta bene, sta male, si sta muovendo, non si muove, mangia quello che deve mangiare, sì, no. E quindi il personale sociosanitario assistenziale può capire cosa sta succedendo, ok? E intervenire di conseguenza. Possiamo avere sistemi che ci permettono di capire se sto prendendo i farmaci oppure no. Un grande problema per i medici è capire se la terapia viene seguita, perché arriva il paziente e dice sì, sì, ho preso tutte le medicine, e dietro c'è il familiare che dice no, o viceversa. Okay? Capire se un anziano si idrata a sufficienza. Possiamo attaccare delle piccole etichette intelligenti che capiscono se continua a versare la bottiglia durante la giornata 7-8 volte oppure no. Okay? Senza quasi che l'anziano o la persona se ne accorga di questa cosa. Ma è un dato fondamentale e importante per chi se ne prende cura. In alcuni contesti può esserci anche un problema di rifiuto di questa tecnologia. Una persona con demenza, magari o con Alzheimer, mi dicono i medici, arriva a strapparsi i vestiti o a togliere braccialetti perché non li sopporta. Allora possiamo usare anche sistemi ambientali. Per esempio questo, c'è un video in cui sentireste la voce, ma in questo caso non è collegata, diciamo, al sistema di diffusione, ma ve ne parlo finché vedete il video. Possiamo utilizzare strumenti che abbiamo nella casa tutti quanti, i router per la connessione della DSL. Questi trasmettono senza che noi facciamo nulla e il segnale che viene inviato subisce distorsioni diverse a seconda di chi c'è dentro alla stanza e di cosa fa. Questo ci permette di capire chi c'è, cosa sta facendo, dov'è. Okay? E quindi può essere utilizzato per esempio per riconoscere attività motorie. Qui adesso vedrete una persona che corre e la variazione dei suoi segnali analizzata da un sistema di intelligenza artificiale mi dice ha fatto la corsa che gli avevo detto, ha fatto la camminata oppure no in casa. Okay? Oppure qui vedete la persona che muove la mano e nel video che il segnale varia e quindi si riconosce un'azione come può essere il movimento di una mano, ma addirittura il respiro. Qui vedete una persona che respira e nella linea in alto, nell'onda in alto, vedete che in certi momenti è blu e poi sparisce, poi è blu e poi sparisce. E questo mi può dare informazioni sul battito, sul respiro, su cose che sono fondamentali per chi si prende cura di queste persone e che magari senza questa tecnologia non avremmo la possibilità di analizzare. O sistemi di coaching, perché nel momento in cui sappiamo cosa fai, possiamo anche intervenire quando non fai ciò di cui hai bisogno o quando non sei in grado di fare ciò che ti serve. Per esempio, ho un po' di demenza, vado a farmi una passeggiata, arrivo a casa, non so più qual è la chiave, perché ne ho 3. Ho quella del cancelletto, o quella del garage, o quella della stanza. Quale uso? Se in quel momento la chiave che mi serve vibrasse o si illuminasse, sarei agevolato ad entrare in casa, senza bisogno di un caregiver, aumentando anche l'autoefficacia e il senso di autoefficienza e di indipendenza della persona, che non va trascurato. Okay? Quindi noi non dobbiamo sostituirci con la tecnologia delle persone, dobbiamo rafforzare le persone. Oppure, Parkinson, e poi concludo, sistemi che permettono di risolvere alcuni dei sintomi che affliggono questa tipologia di pazienti. Okay. Per esempio, qui vedete una persona che abbiamo filmato noi, un paziente del professor Tamburin, che ha difficoltà ad attraversare uno spazio, là in fondo, adesso vedrete, per caratteristiche tipiche di questa malattia, oppure non riesce a superare il birillo che c'è successivamente. E qui vediamo che semplicemente avendo un sistema sul braccio che riconosce quando la persona sta per avere quella difficoltà e gli manda uno stimolo vibrante sul braccio ritmato, questa persona cammina normalmente. Allora capite che nel primo caso deve essere accompagnato da un familiare o da un caregiver quando esce, perché se si blocca finché sta camminando, nel secondo caso può andare molto più tranquillamente, perché avete visto che ha fatto il percorso identico a prima senza nessun problema. E non è un imbroglio, ok? Non era il professor Tamburin travestito con i pantaloncini corti. Ecco,
e tante altre soluzioni di coaching, per esempio per l'obesità. Questo è uno studio che abbiamo iniziato con il Dipartimento di Geriatria, che coinvolge un centinaio di persone. L'obesità è una malattia importante, con un'elevatissima rinuncia nella terapia che viene prescritta, perché viene in mezzo alla depressione, perché cade la motivazione, perché è difficile perdere peso e fare l'attività che viene richiesta. E quando il sistema è fai così, ci vediamo fra un mese, durante quel mese lì tantissime persone abbandonano. Se invece c'è un sistema tecnologico che in qualche modo mi motiva, mi mostra dei video, mi tiene sotto controllo, mi dice guarda che non ti sei pesato, guarda che oggi non mi hai detto cosa hai mangiato, la cosa può diventare un po' più facile e lo sapremo tra qualche mese quando avremo completato questo studio. Grazie. Grazie professor Provadelli e averci mostrato come anche nel freddo mondo dell'informatica, fantasia e creatività hanno un peso, ci ha portato delle soluzioni che appunto magari non ci si immagina. Domande da lontano mi pare che non ne siano ancora arrivate, ce n'è invece una in aula, da vicino. Sì, le suggestioni che ci arrivano dalle cose che ci sono state il consiglio della tecnologia effettivamente ci fanno pensare un po'. Parliamo in ogni caso, abbiamo sentito parlare di evoluzione delle malattie, delle maggiori patologie. Ci rendiamo conto che c'è e lo sappiamo che c'è una evoluzione demografica che sta continuando ad andare verso quello scenario. Ci avete illustrato quali sono gli interventi più significativi, sicuramente telemedicina e teleassistenza sono interventi, sono modalità di presa in carico che possono migliorare il risultato finale. Però stiamo sempre parlando di presa in carico. Io ho sentito solo una volta da lei parlare di empowerment e quindi empowerment riferito peraltro all'attività di cura, cioè all'esatto utilizzo degli ausili che vengono proposti. Ma c'è un empowerment e io penso che l'assessore Maellare, se c'è ancora, è andata via, ce lo potrebbe ben sostenere. C'è un empowerment che è necessario implementare e forse anche il professor Cicchetti ci potrebbe dire qualcosa in questo senso. È necessario implementare dal punto di vista della capacità dell'individuo di adottare stili di vita adeguati per evitare o allungare il tempo dell'insorgenza della malattia, e c'è anche un empowerment di tipo sociale. Questo come riflessione, perché se continuiamo solamente a pensare alla cura, quindi alla presa in carico, continueremo, e sarà così, a scontrarci con le risorse che sono destinate, che sono per definizione poche, e l'evoluzione della malattia, l'evoluzione dello scenario epidemiologico continuerà ad essere quella che stiamo vedendo. Quindi non lo so se... Prego. Il professor Tamburin ci può... Grazie, sono delle suggestioni veramente interessanti, perché al momento, allora cominciamo ad affrontare le cose un po' più facili. Lei ha perfettamente ragione, però già questo è un qualcosa di più rispetto alle soluzioni che ha pensato il professor Paradelli, sono qualcosa di più rispetto alla situazione classica di un paziente che deve essere veramente guardato a vista dai familiari, per esempio, perché può scappare di casa, e diventa addirittura difficile per alcuni di questi pazienti mettere, non so, uno smartwatch o uno smartphone in tasca o nella giacca in modo tale che se escono uno li geolocalizza. Però questo è un argomento interessantissimo, perché c'è tutto, ad oggi, malgrado si sia parlato molto
dell'aducanumab, che è un farmaco che è stato licenziato negli Stati Uniti per l'Alzheimer, ma che in realtà clinicamente non sembra fare nulla. L'unico modo di prevenire, per esempio, la malattia di Alzheimer è sono adeguati stili di vita, e tutta la ricerca sulla prevenzione dell'Alzheimer è interessantissima, e chiaramente se ci fosse un'app che seguisse non il malato, ma chi ancora malato non è, nelle fasi della vita che precedono l'età di insorgenza tipica, e favorisse la socialità, questo è un aspetto fondamentale. Molte persone a un certo punto perdono, anche per il Covid, ci sono persone terrorizzate, adesso un pochino meno, ma che erano terrorizzate dall'uscire di casa o dall'interagire con altre persone, e la socializzazione è uno degli aspetti fondamentali per prevenire il decadimento cognitivo, ma lo sono anche l'attività motoria, una dieta adeguata, controllare la glicemia, controllare il peso, fare attività fisica, l'ho già detto prima. Quindi tutto questo probabilmente avrebbe un vantaggio economico spaventoso, perché spalmato utilizzato da una grande popolazione, da tutta la popolazione, perché poi il rischio aumenta con l'età, avrebbe dei vantaggi. Purtroppo in generale la prevenzione è della medicina, soprattutto da chi deve allocare risorse sanitarie, e quindi questo è veramente uno spunto di riflessione preziosissimo. A livello sociale, fino a qualche anno fa ce n'era molta, oggi a me pare che sia decisamente si sia ridotta da questo punto di vista. Certo presa in carico, certo cura fatta in maniera diversa, ma non ce la faremo a fare tutto quello che sarebbe necessario fare se non introduciamo effettivamente all'interno del processo il prima possibile la persona, la sua famiglia, e quindi dobbiamo intervenire sotto il profilo culturale. È una rivoluzione di modello è una proposta veramente rivoluzionaria, che sarebbe quella giusta, però lei ha perfettamente ragione, però ecco, dobbiamo anche sono pochi e hanno 2 anni di lavoro arretrato di fatto, perché negli ultimi 2 anni abbiamo fatto del dovuto di tutto, dal qualsiasi esame, qualsiasi prestazione diagnostica. È veramente difficile. È difficile perché sono poche, ma è questa la strada da seguire. Se posso aggiungere, ho fatto brevemente cenno al concetto di virtual coaching o di coaching virtuale, è proprio in questa direzione, quindi quella di non sostituire le persone, non fare al loro posto, ma aiutarle ad essere autoefficienti nella prevenzione e anche nella cura. Per cui il meccanismo di virtual coaching include i caregiver, include le famiglie, perché un problema sentitissimo è quello della persona adulta che ha i genitori anziani che hanno bisogno di lui o di lei e i figli ancora piccoli che hanno bisogno di lui e di lei, e questa persona si trova nel mezzo con, non mi piace dire poco tempo, perché il tempo è uguale per tutti e si tratta di gestire le priorità del proprio tempo, però appunto con la necessità di gestire le priorità del proprio tempo. Allora do priorità alla mia famiglia di origine, ai genitori, o a quella attuale, a quella dei figli? E come faccio a ritagliare uno spazio anche per me stesso? E il lavoro, tanti lasciano il lavoro, diceva prima il professor Tamburin. Allora, inserire tecnologia che aiuta il familiare, l'anziano, la persona con disabilità e rassicura il caregiver informale, quindi la famiglia, è fondamentale. Le soluzioni che avete visto prima vanno in questa direzione, perché hanno tutte quante un feedback che arriva, potremmo dire, sul telefono del figlio o della figlia, dicendo ok, guarda che il papà e la mamma hanno bevuto oggi, non devi passare stasera, finito il lavoro, a casa loro a versargli l'acqua,
Okay? Oppure papà e la mamma hanno preso la medicina, quindi tranquillo, non essere preoccupato e ansioso di questa cosa. Abbiamo fatto in passato un sondaggio inviandolo a 250 persone, conoscenti, familiari, eccetera, anche di reti sociali, chiedendo: ma se tu avessi a disposizione un'applicazione che ti dice se il papà e la mamma stanno seguendo la terapia che il medico gli ha prescritto, se stanno facendo gli esercizi motori, se si stanno prendendo cura di sé, tu come staresti? Il risultato era ovviamente è quello di cui abbiamo bisogno. Ok, quindi noi il nostro impegno nella tecnologia lo vogliamo proprio mettere in quella direzione lì. Ecco. Un momento, mi sentite? Sì, sentiamo. Dunque, Riuscite a sentirmi? prendiamo Sì. parliamo di nuovo dopo aver variato su temi appunto di carattere più strutturale, chiamiamolo così. Adesso la struttura va sulla formazione del personale, quindi adesso ascoltiamo la relazione di Angelo Mastrillo. Io non riesco a sentirvi, non so se mi sentite voi. Sì, noi la sentiamo. Sì. Vedo le slide proiettate. Segretario della Conferenza Nazionale dei Corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie, docente. Magari proverei tramite telefono, collegandomi con Tommaso Bisagno. La sentiamo bene, professor Mastrillo? Ci sente? È sparito. Mi interromperò immediatamente appena riusciamo a collegarlo, professor Mastrillo. Pronto? Ah, ecco. Mi sentite? Sì, sentiamo. Perfetto, benissimo. Chiedo scusa per questo problema tecnico, ma prima funzionava tutto. Comunque cercherò di andare avanti molto velocemente. La prossima, Tommaso. Dunque, io dovrei riprendere un attimino quelli che sono stati i dati che abbiamo già esposto con un EBA a settembre scorso. La prossima diapositiva. Avanti con la prossima. Ecco, un quadro, la precedente per favore. Ecco, un quadro d'insieme del mondo delle professioni sanitarie vede circa 690.000 operatori abilitati alla professione, sono 22 profili professionali. Nel 2021-22 sono stati messi a bando 30.000 posti in 440 corpi su 735 sedi formative. La prossima slide. No, avanti. Ecco, perfetto. No, indietro un attimo. Ecco, l'assetto organizzativo della formazione universitaria delle professioni sanitarie è caratterizzato da un forte componente di carattere professionalizzante con il tirocinio tecnico-pratico. Il tirocinio occupa quasi il 50% del monte ore, che sono 4.500, ed è veramente fondamentale. Diciamo che è una condizione sine qua non per poter andare avanti negli studi e conseguire il titolo. La prossima. Attualmente gli studenti iscritti nel triennio sono circa 73.000, hanno a disposizione circa 35.000 tutor con un rapporto studenti-tutor di 2:1. Questo perché è interesse della formazione garantire allo studente un apprendimento elevato
sugli aspetti tecnico-pratici mediante il tirocinio. La prossima. Entriamo nel vivo della discussione. Questi sono dati che UNEBA ha già visto, li avete già utilizzati in maniera molto egregia anche nei recenti comunicati stampa. Io ho sentito prima anche l'intervento del professor Cicchetti e devo dire che la positiva è un po' la chiave di volta di tutta la questione. Noi vediamo come la manovra dello spending review c'è stato un calo della richiesta di fabbisogno delle professioni sanitarie sia da parte della Federazione degli Infermieri FNOPI che da parte delle regioni. La FNOPI è linea nera e la linea blu. Tuttavia, queste richieste, per quanto in calo nel 2011, sono sempre state maggiori rispetto alla linea rossa ai posti messi a bando dall'università. In maniera molto semplicistica possiamo dire che mai l'università, a parte il 2018-2019, è riuscita a garantire un numero di posti da mettere a bando superiore a quelle che sono state le richieste della Federazione degli Infermieri FNOPI per 24.000 e della Regione 24.000 nel 2021. Quindi la spiegazione per cui oggi noi ci troviamo con una carenza impressionante di infermieri, a prescindere dall'evento Covid, è dovuta al fatto che la spending review aveva fatto calare i fabbisogni informativi e anche le università hanno calato. Qualcosa è cambiato dal 2017 dove c'è un leggero aumento graduale nel corso degli anni, fino a 17.000 dello scorso anno. La prossima. Ecco, non si può dire che mancano le domande perché ogni tanto mi dicono sì va bene, mettiamo tanti posti a bando, però dopo gli studenti non partecipano. Non è vero. In realtà, come vedete, nel 2021 la linea viola domande 27.000 contro 17.000 posti messi a bando. In buona sostanza sono rimasti fuori ben 10.000 studenti dall'iscrizione perché non c'era un'offerta formativa adeguata. La prossima. Vediamo uno schema, questo è una media di 21 anni. Possiamo vedere i laureati sono il 75%, sono quasi 11.000. Le domande presentate sono 28.000. Vedete che il fabbisogno, quindi colonna del turnover grigia, colonna verde della categoria, colonna blu delle regioni, diciamo che è attorno il fabbisogno attorno a 18.000. L'università risponde con 14.760. Ovviamente di questi 14.760 una parte si laurea, circa il 75%, e quindi abbiamo in media circa 11.000 laureati ogni anno. La prossima. Vediamo adesso dov'è che mancano i posti nei corsi di laurea. Mancano per il 2021-22, praticamente se vediamo le ultime colonne verso destra, vedete che c'è una carenza, una differenza dei posti dell'università rispetto alla richiesta delle regioni pari a circa 6.000, cioè meno 26%. E questi 6.000 mancano soprattutto nelle università del nord, vedete meno 5.000 pari a meno 41%. Il centro risponde bene, diciamo che c'è parità fra la richiesta delle regioni e i posti a bando dell'università. Il sud risponde meno, manca il 15%. La prossima. Qui possiamo vedere regione per regione qual è la situazione. Io ripeto, vi chiedo scusa di questo problema tecnico, però queste sono slide che io lascio a disposizione e quindi poi a tavolino anche con il commento voi potete sicuramente vedere meglio. Concentriamoci un attimino sulla regione Veneto. Vedete come la colonna verde riguarda la richiesta della Federazione degli Infermieri FNOPI, la linea blu, la richiesta della regione, guardiamo il Veneto, e la colonna rossa, vedete che è molto bassa, vede 1.500. Se vediamo a sinistra i numeri, quindi l'elenco delle regioni, nel Veneto vediamo come a fronte di una richiesta di circa 4.000 posti di fabbisogno fra regione e categoria, a bando l'università risponde solamente con 1.500. Se vediamo la regione Lazio, vedete che c'è abbastanza coerenza fra la richiesta della regione, 3.500, e i posti messi a bando, 3.500. Per brevità di intervento andiamo oltre. La prossima.
Qui vediamo un altro paradigma che riguarda diciamo, il rapporto per 100.000 abitanti, però per problemi tecnici io sorvolerei su questo. Avanti alla prossima. E arriviamo alla parte, diciamo, quasi conclusiva. Qui vediamo qual è la situazione 2021-2022 con la richiesta di ogni regione, e nell'ultima colonna in giallo, vedete, io ho messo quello che sarebbe l'ipotetico fabbisogno calcolato a parità di rapporto per 100.000 abitanti. Rapporto per 100.000 abitanti che è 42. Allora, se fosse 42, che invece non è, noi avremmo, vediamo sempre la regione Veneto, 2.000 posti sarebbe il fabbisogno stimato da questo calcolo, mentre a bando, vedete a sinistra nella colonna rossa, ne abbiamo 1.500. Quindi c'è una differenza di 500. E il PCA del Veneto come università sarebbe 31, mentre quello ideale dovrebbe essere a 42 2.000. Vedete come addirittura il Veneto, guardando il fabbisogno delle regioni e della categoria, chiede 4.000 posti che corrispondono a un PCA di 84, che è il doppio rispetto al PCA di 40 che è quello nazionale. Quindi non vi sono dubbi a sostenere la tesi secondo cui la regione Veneto è quella che chiede più posti come fabbisogno. La prossima. Prossima. Io qui andrei velocissimo perché devo dire che su 42 università lo scorso anno ben 12 non hanno fatto nessun aumento, mentre altre 30 hanno aumentato. La prossima. E anche qui io vorrei concentrarmi sulla regione Veneto e vediamo come l'Università di Padova ha aumentato lo scorso anno del 23,5% di 160 posti. Idem Verona del 21%. Verona meno perché le sedi distaccate di Trento e Bolzano non hanno aumentato come invece hanno aumentato le sedi formative della provincia di Verona. Quindi abbiamo 15 atenei che hanno aumentato dal 15 al 36% e gli altri 15 dal 0 al 13%. Quindi non è vero che l'università lo scorso anno non abbia fatto un tentativo di rispondere alla maggiore richiesta di fabbisogno. La prossima. Prossima ancora. Ecco, qui possiamo tornare a quel discorso che abbiamo fatto prima, è evidenziato il Veneto. Praticamente noi il calcolo su abitanti sarebbe di circa 2000, 1924. Di fronte a una disponibilità di posti quest'anno di 1519, di contro abbiamo che la differenza fra i posti dell'università verso la regione è di 2545 pari a meno 63%. Quindi questo fa capire sul Veneto dov'è il problema. Ora, se abbiamo 1500 per arrivare a 1924 dovremmo avere il prossimo anno 400 posti in più, è abbastanza difficile. Si può auspicare che con un aumento del 10-15%, anziché 1500, potrebbero diventare eventualmente 1700. La prossima. Andiamo avanti. E qui vediamo la nota dolente che è il punto clou. Se noi vediamo il numero di laureati nella colonna in colore viola, vediamo come purtroppo quest'anno c'è stato un calo dei laureati pari a meno 9%, perché abbiamo 9.834 laureati quest'anno, lo scorso anno erano 10.751. Inoltre abbiamo anche un calo del numero dei laureati rispetto agli studenti iscritti ai corsi di laurea. Vedete come nel 2016 su 10.751 avevamo 15.241 posti. Nell'anno successivo siamo a 14.468, sì, un po' di meno, però notiamo come prima avevamo il 71% di rendimento scolastico, quindi si laurea nel 71%, fino al 2019, nel 2020 sono il 67%. La mia paura è che, qui c'è la vicenda pandemia che ha inciso parecchio, e che questo è il 2020 e il 2021 io mi ricordo che è stato ancora peggio per la pandemia. Quindi il rischio è che noi intanto abbiamo perso la soglia di 10.000 laureati all'anno, siamo scesi sotto,
Io non so le previsioni da fare per gli anni successivi quali potrebbero essere, però se vedete l'ultima riga in fondo abbiamo 10.917 posti, cioè a fronte di 11.000 laureati all'anno, noi nel 2020 abbiamo avuto neanche 10.000. Quindi quando io sento parlare di progettualità, di ampliare gli organici, di ampliare le strutture, io tremo. Tremo perché noi dobbiamo pensare che per i prossimi 3-4 anni non andremo oltre i 10.000 laureati l'anno. Quando anche dovessimo decidere oggi, come fa la federazione FNOPI, che se vedete in terza colonna, corrispondenza dell'anno 2022, chiede addirittura 29.000 posti, voi potete capire che l'università, quando anche dovesse mettere 20.000 posti, noi l'avremo esattamente fra 4 anni. Quindi tutte quelle progettualità del PNRR io non so come verranno esaudite. Cioè siamo veramente nel disastro totale. C'è un rimedio? Non lo so, proviamo a vedere. Alla prossima diapositiva. È un progetto che, ahimè, devo resuscitare ed è di 15 anni fa, quando su Sole 24 Ore ho scritto un articolo e evidenziai come, tutto sommato, bisogna favorire la formazione locale nel sud per l'università per far fronte alla carenza di organico del nord. Questo è, diciamo, uno slogan che ogni tanto torna di attualità. Io ho anche detto che è preferibile che uno studente possa seguire il suo corso a casa propria, quindi qui ho scritto nella parte, nel riquadro a destra, lo leggiamo, è utile che gli studenti studino a casa propria perché il costo di soggiorno annuale come studente a Milano è di circa 12.000 euro, ovvero 36.000 euro nel triennio formativo, a carico della propria famiglia. Se invece noi lo studente lo teniamo a casa propria, quindi io in questo caso ho citato la Puglia perché provengo dalla Puglia, vedete che i genitori risparmiano almeno 22.000 euro. Quindi diciamo, il soggetto non emigra al nord come studente, magari emigrerà al nord come laureato, che è una cosa diversa. Quindi c'è un risparmio della famiglia a tenere gli studenti a casa propria, c'è un vantaggio per diciamo, l'università del sud che hanno studenti iscritti e del nord che acquisisce poi questi laureati. Questa è una sorta di auspicio, una sorta di soluzione, perché altrimenti dobbiamo prendere colleghi infermieri dal Perù piuttosto che dall'Afghanistan, piuttosto che non so quale altro paese internazionale. Sicuramente favorire la mobilità sud-nord, non degli studenti, ma dei laureati, potrebbe essere la chiave di volta. La prossima. Vi lascio con questa immagine del mio Gargano. Io provengo dalla provincia di Foggia, ecco perché dico, se noi riuscissimo a mandare al nord non gli studenti, ma i laureati, probabilmente qualche cosa si potrebbe guadagnare per i prossimi anni. Io avrei finito, la prossima ancora c'è anche il mio indirizzo, sono profondamente amareggiato per questo problema tecnico che ho creato, non so come rimediare, io spero di essere riusciti in qualche modo a coprire diciamo, questi minuti di intervento. Ancora grazie di cuore a tutti. Grazie al professor Mastrillo nonostante le difficoltà tecniche. Non so se ci sono domande. Devo dire che questo aspetto della formazione è abbastanza, dal mio punto di vista, semplicemente di osservatore giornalistico, quindi nessuna competenza. Provo a sentire cosa dicono. Nella mia Ce l'abbiamo fatta, bene. Competenza semplicemente giornalistica, osservo che meno male, grazie Tommaso, grazie molto. Mi scuso ancora con tutti. Ricorda in casa dell'impiccato, ma insomma la questione della formazione e quindi della programmazione universitaria mi è sempre sfuggita nelle sue articolazioni proprio sul sanitario, cioè come il Ministero dell'Università va per i fatti suoi, o perlomeno le singole università e il Ministero, insomma, comunque della salute non è propriamente. Comunque le esigenze del servizio sanitario vanno per i fatti loro, quindi non c'è mai stata una vera e propria collaborazione. Non stiamo adesso, cioè sarebbe un po'
po' forse lungo, volevo solo segnalare, perché prima non si era visto, che quest'ultimo articolo del professor Mastrillo risaliva addirittura al 2007, come dire che se vogliamo deprimerci ancora di più, possiamo dire che se la crisi demografica non è facilmente rimediabile in 448, perché per fare un figlio, un adulto, ci vogliono 20-25 anni, insomma qui sembrano lunghi, ma sono sempre 3-4 anni la formazione, cioè è un percorso che si potrebbe rimettere in marcia un pochettino più velocemente. Chiude in bellezza il professor Mion con le sue osservazioni a proposito appunto dei modelli organizzativi nel sociosanitario, e direi lascerò anche gestire ovviamente la parte di consegna degli attestati per coloro che hanno fatto appunto il corso di perfezionamento nel management. Grazie. Grazie. E a un certo punto temevo che l'osservazione sulla programmazione fosse una domanda per me, e temevo moltissimo perché non saprei proprio come aiutarla. Metto il cronometro perché vorrei stare nei tempi e dare poi il giusto risalto anche al motivo per cui siamo qui, cioè la conclusione del corso di perfezionamento. Dimenticavo prima di portare anche i saluti dell'assessore Lanzarin, che mi ha scritto ieri e che oggi non poteva essere a Verona, ma che mi ha pregato di portarvi i suoi saluti. Allora, in realtà ci sono tante cose e forse troppo poche su quelle che sarà lo sviluppo dei modelli organizzativi nel sociosanitario. Prima, finché l'assessore Maellare parlava, stavo dicendo, forse qui mi sta portando via il senso dell'intervento, perché quando diceva questo PNRR va molto sui muri e non fa un ragionamento su quello che sta dentro i muri, credo che insomma possa essere la conclusione assolutamente condivisibile e a cui un po' arriverò anch'io, ma proverò anche a cercare di mettere alcuni punti su che cosa possiamo fare come riflessione per ripensare a questi modelli organizzativi. Intanto parto ovviamente da una domanda che dicevo ovviamente è una domanda retorica, cioè se il modello italiano tradizionale fondato sul welfare ancora esista e sul welfare pubblico esista ancora, credo insomma che sia piuttosto difficile pensarlo. Di questi 4 elementi che ho messo come punto di partenza parto dall'ultimo, cioè la crescita della spesa out of pocket, cioè della spesa che le famiglie hanno sulla sanità. Sto parlando della sola spesa sanitaria. In queste spese che dirò non c'è il costo della badante, perché quello non è un costo sanitario se la badante è semplicemente, tra virgolette, una persona che viene assunta per custodire la casa, ma che a cui in realtà noi affidiamo anche una serie di elementi di monitoraggio, ad esempio, della salute. La Ragioneria dello Stato dice che tra il 2016 e il 2020 la spesa privata, cioè quello che tutti noi come famiglia abbiamo tirato fuori dal portafoglio, è cresciuta del 10%. Ma se io tiro via il 2020, che è stato un anno particolare perché non siamo andati a fare le visite specialistiche, non abbiamo fatto esami e così via. Se io guardo dal 2016 al 2019, cioè in soli 5 anni, la spesa out of pocket, sono appunto i dati della Ragioneria dello Stato, è cresciuta del 24%, cioè vuol dire che se nel 2016 spendevo 100 euro, adesso ne spendo 124, e questo è circa un quarto del totale della spesa sanitaria in Italia. Il che significa che, appunto,
non teniamo conto di tutta una dimensione, chiamiamola sociale, della spesa, che ha comunque un risvolto sanitario e tra l'altro anche un risvolto probabilmente negativo, nel senso che non è detto che avere una persona in casa che tiene benissimo la casa, pulisce perfettamente, sappia valutare se l'anziano si idrata oppure ha preso, forse neanche se ha preso i farmaci. Sicuramente, l'abbiamo detto più volte, ci sono sistemi regionali diversi, ma c'è anche sul territorio una diversità che è legata ad una parcellizzazione enorme della medicina del territorio. Cioè, indipendentemente dalla forma, molto spesso la medicina sul territorio, cioè il medico di base, è una monade che sta in un certo posto, riceve in un certo orario e difficilmente dialoga con altri elementi del sistema. E una focalizzazione negli anni corretta da un certo punto di vista, ma che ha determinato problemi delle risorse, quindi della spesa sanitaria che abbiamo visto, insomma, il professor Cicchetti l'ha detto chiaramente, è comunque insufficiente ed è molto legata alle strutture ad alta specializzazione. Allora, quali prospettive e se vogliamo ripensare da dove partiamo? Beh, intanto il fatto che diversi livelli di servizio si devono riconnettere, altrimenti il punto di incontro è un punto di incontro scorretto, come citava prima il collega Stefano Tamburino, ad esempio il pronto soccorso, che non è un punto di collegamento tra la medicina del territorio e altri aspetti della cura. È un punto dove io vado se ho un problema che non può essere risolto altrimenti. Il problema è che questo altrimenti spesso non c'è. Quindi anche lo spezzare l'isolamento dei singoli servizi. No? È vero, quando vengo dimesso da un ospedale mi viene data una lettera per il mio medico di base, il mio medico di medicina generale, ma in realtà poi gli elementi si perdono e soprattutto tutto ciò che finora è stato messo tra questi due livelli, cioè il livello per acuti e il livello che dovrebbe essere quotidiano, ma che in realtà è anche assorbito negli orari spesso anche ristretti da una serie di problemi burocratici, quindi in mezzo, tutto quello che è stato messo lì in mezzo finora non ha funzionato. Ovviamente c'è un problema di equità, perché alta spesa out of pocket ovviamente non vuol dire che tutti spendono tanto, che c'è qualcuno che sta spendendo tanto e riesce a curarsi bene, a fare determinati percorsi, e c'è chi fa molta fatica e fa molta fatica ancora di più dentro e dopo il Covid, in cui le liste d'attesa sono molto lunghe. C'è poi un'altra questione che secondo me dobbiamo tenere presente pensando ai nostri modelli organizzativi, cioè i servizi che io chiamo di periferia o di frontiera. Questo vuol dire gli hospice, vuol dire le case di riposo, insomma, in tutti, chiamiamole poi come vogliamo, ma insomma i servizi residenziali, i servizi territoriali sono meno appetibili. E che cosa succede? Che c'è una sorta di gerarchia per cui generalizzo, siccome le risorse sono scarse, si polarizzano verso i contratti apparentemente più, le condizioni contrattuali apparentemente più appetibili, che sono sostanzialmente quelle del pubblico nelle strutture per acuti. E rende meno appetibile i servizi che invece sono sul territorio e che probabilmente permetterebbero anche di avere una gestione migliore di alcuni servizi, almeno negli ospedali. Poi c'è un problema che è anche quello dell'uso sostenibile dei fondi. Cosa vuol dire uso sostenibile? La sostenibilità significa usare le risorse, diciamo così, in ambito manageriale, usare le risorse oggi in modo tale che ne possano godere anche in futuro. Allora, pensare che
il PNRR sia uno strumento che rinnova le strutture, ma non ha un pensiero sul contenuto delle strutture, probabilmente mi rende insostenibile questo, perché le strutture inevitabilmente sono soggette al deperimento. Quindi, se nell'emergenza pandemica abbiamo visto e da più parti si sono sottolineate due esigenze, cioè quella di puntare molto sull'innovazione tecnologica, ne abbiamo avuto degli esempi molto interessanti oggi, l'altra esigenza è la ridefinizione dei servizi territoriali. Cioè il fatto che il territorio è un territorio che ha magari molte potenziali risorse, ma che in questo momento non sono messe a sistema e dunque fanno cadere tutta quella serie di problemi che dicevo poc'anzi. Allora, quale modello? Intanto ci domandiamo, esiste un modello? Cioè alla base del DM71 c'è un modello? Poi dirò due parole. C'è un modello di gestione dei servizi o c'è soltanto un modello di organizzazione amministrativa dei servizi? E questo è un passaggio fondamentale. Che cosa possiamo fare? Pensare alla filiera formativa, Oggi si entra nei servizi sociali, sociosanitari e sanitari con percorsi formativi che talvolta sono disarticolati uno dall'altro. Cioè, le agenzie formative sono diverse, gli strumenti sono differenti, la programmazione, abbiamo visto, è molto differente e quindi un tema di pensare ad una filiera formativa che vada dal medico specialista fino all'infermiere, l'operatore sociosanitario, l'educatore, tutti i percorsi che in questo momento vanno praticamente in autonomia. Una struttura a rete, non ci sono soltanto le strutture pubbliche, ci sono una serie di presidi sul territorio che sono presidi privati, profit e non profit. Nel nostro Veneto molti sono non profit, hanno una lunga tradizione, hanno una capacità di leggere il bisogno, hanno una contestualizzazione locale che è chiara, che è riconoscibile, che è riconosciuta e che c'è già. Questo elemento lo metto lì quando arrivo alle case della comunità. Questo significa che un modello funziona se c'è coprogettazione, non se ci viene comunicato senza possibilità di pensarlo assieme, perché territori diversi significano anche esigenze diverse, quindi possibilità differenti. Cioè un conto è pensare a una città come può essere Verona, Padova, che ha un policlinico universitario, ha una serie di strutture di eccellenza, ha una densità di popolazione di un certo tipo. Un conto è pensare conosco abbastanza bene la provincia di Verona, essendo veronese, alla Lessinia, dove tra un paese e l'altro ci sono 20 minuti e in ogni paese ci sono 1500 o magari 150 persone e quindi una distribuzione territoriale. Anche questo è una specificità che probabilmente il pubblico fatica a cogliere, ma che magari chi opera nel territorio, ma che in questo momento non impegnato specificamente nella dimensione sanitaria, ma magari con la disabilità, con le persone anziane, ha una capacità di lettura del territorio maggiore. Allora, mi do ancora 2 minuti per finire. Le case di comunità sono, almeno apparentemente, io ci metto questo avverbio apparentemente, il modello organizzativo, l'elemento nuovo del modello organizzativo, quel livello intermedio. E nel DM71, vi leggo 2 brevissimi passaggi, dice che la casa della comunità è un luogo fisico di facile individuazione al quale i cittadini possono accedere, eccetera, eccetera.
La casa di comunità così definita rappresenta il modello organizzativo che rende concreta l'assistenza di prossimità per la popolazione di riferimento. Noi sappiamo, voi, insomma, lo conoscete meglio di me, il DM71, ci sono questi livelli, c'è la casa hub, ci sono le case spoke, poi ci sono gli ambulatori di medicina generale, con tutta una serie di standard differenti. Alcuni hanno il medico 24 ore, altri invece la presenza 12 ore, ci sono determinati servizi e così via. Una casa di comunità ogni 40-50.000 abitanti. Che vuol dire? Che i territori, prendo ancora come esempio le città di Padova e Verona, che sono più o meno uguali, vuol dire che potrebbero avere un certo numero di case della comunità, quindi una distante dall'altra poco, e ci sono territori sterminati in cui ci sarà una casa della comunità a un tempo di trasferimento lunghissimo. Quindi la diversità del territorio, la diversità del bisogno, la composizione anche demografica, insomma, le esigenze di una città universitaria non sono quelle della periferia e così via, sembra rendere piuttosto rigido questo sistema. C'è il problema della riconoscibilità della casa della comunità. Cioè la casa della comunità deve essere un luogo, perché funzioni, perché sia quello che c'è scritto nella carta, un luogo dove io alla sera, quando ho un sintomo particolarmente strano, oppure devo portare mia madre, mio padre anziano, che ha un problema particolare, che non è la caduta traumatica per cui c'è la rottura del femore, poniamo, per cui è chiaro che chiamo l'ambulanza e vado al pronto soccorso, sia un luogo riconoscibile dove posso andare a fare un po' tutto quello che serve a questa persona. Ma questa riconoscibilità ha bisogno di conoscenza del territorio, cioè io mi fido se ho un posto che mi fido, dove ci sono persone di cui mi fido, non se con il PNRR ho ristrutturato la sede del distretto. Scusate il riferimento brutale, ma cioè non è il fatto che ci siano delle strutture ben ristrutturate, ma è un modello organizzativo che leghi gli attori dei servizi sociali, primi fra tutti i comuni, che sono fondamentali in questo percorso, le strutture di servizio sociale, di servizio sociosanitario, quindi le strutture per anziani. Cioè se io riesco a trovare una rete per cui quando vado lì mi fido perché so che c'è la risposta al mio bisogno, allora questo è un nuovo modello di gestione del territorio. Altrimenti che cos'è? Uno strumento burocratico, è uno strumento amministrativo di riorganizzazione che tra l'altro avrà tutta una serie di rigidità. Perché passare da una struttura atomistica ad una struttura per centri significa prendere delle persone e dirgli adesso tu devi lavorare in un altro modo. La prima cosa che chiederanno è perché devo fare così, qual è il vantaggio di tutto questo. Quindi i rischi che io vedo, e vado verso la conclusione, sono quello della burocratizzazione, della eccessiva formalità di queste cose. Cioè quando io dico che rende concreta l'assistenza di prossimità, significa che mi sono domandato se in qualsiasi altro servizio, un'impresa, adesso cerco di parlare come uno che si occupa di economia aziendale, prima di attivare un servizio, cominciare a fare un prodotto, cerca di capire se ci sarà qualcuno che quel servizio, quel prodotto lo comprerà perché gli serve. Qui, poiché il sistema di finanziamento è diverso, si salta un passaggio fondamentale, cioè quello di capire se è quello che serve a quel territorio. I primi passaggi non sono stati ottimi, no? Cioè le regioni, i comuni si lamentano perché il modello è un modello che viene dal centro e che è stato imposto. Giustamente la periferia si lamenta anche sul fatto che molto è stato investito, è stato destinato agli investimenti di tipo immobiliare. Allora, qual è la sfida fondamentale? Io credo, forse non è la platea giusta, forse bisognerebbe dirlo più
agli amministratori pubblici che ai gestori di enti privati, ma è la questione fondamentale è la condivisione. E in questa condivisione non può che emergere il fatto che investire non significa fare i muri, anche se è molto più semplice per il codice dei contratti, per tutte le norme che regolano l'investimento pubblico, investire in strutture anziché in strutture immobiliari, anziché in formazione, modelli organizzativi, strumentazione e così via. Un altro elemento fondamentale è quello del riconoscimento del privato sociale, ma non perché, insomma, sono qui, sto chiudendo un corso che abbiamo fatto con un'EBA, bisogna che faccia la marchetta e dica ah, che belli che siete, per fortuna ci siete voi, ma è perché basta pensare a come sono le nostre province e che cosa c'è nelle nostre province, nelle nostre ULSS di distribuito, io credo che ci siano solo questo tipo di enti, se non appunto le esperienze e le pochissime esperienze di medici di famiglia che fanno un percorso, che lo fanno, direi, insomma, quasi più per buona volontà che per altro. Allora, chiudo, è la sfida del welfare generativo, in cui pubblico e privato si parlano, ma anche sanitario, sociale e sociosanitario si parlano, perché il collegamento è diverso, no? Se io ho delle persone che sono in un servizio sociale, non so, per un problema, per problemi segnalati dai servizi sociali, probabilmente può darsi che lì sotto ci sia anche un problema sanitario, e quindi, ma l'integrazione tra un servizio di psichiatria e un servizio sociale non c'è, non è nello stesso luogo, e invece sarebbe fondamentale. Questo porterebbe dei risparmi da una parte e anche dall'altra. Diverse generazioni che si parlino, e locale e periferia, perché anche questa rischia di essere una fonte di inequità, cioè il fatto che il centro sia sempre un po' più facile da gestire, perché ci possono fare un po' di economie di scala rispetto alla periferia. Grazie, mi fermo. Grazie al professor Mion. Domande da remoto mi pare che non ne siano arrivate. Se nessuno ha... Sì. Ti ringrazio perché hai sottolineato il problema principale che noi viviamo. Cioè, servono le persone, non i muri, non le strutture, e siamo in un periodo storico in cui noi abbiamo conto che centri universitari c'è un grande bisogno di persone che abbiamo a disposizione tanti soldi, però ci vuole ancora la centralità dei giovani, delle persone giovani da formare, e che rappresenteranno poi coloro che quando toccherà a noi essere curati dovranno prendersi carico di noi. Questo può essere un ragionamento un po' egoistico, ma anche attualmente sono quelli che possono fare il cambiamento. Quindi abbiamo tutti questi soldi, li stiamo spendendo per abbellire gli immobili, ma in realtà dovremmo abbellire la formazione, elementi di chi già lavora, che cambi, che possa cambiare, perché non si può chiedere cambia modo di lavorare senza investire in questo, e soprattutto di chi sceglie di iscriversi a un corso universitario dove sarà sicuro di lavorare, perché è paradossale questo: noi sforniamo dei laureati in discipline dove avranno difficoltà a lavorare, avranno anche degli stipendi non così gratificanti, dei lavori non così gratificanti, siamo carenti nel mio settore, dove trovi lavoro subito, e specializzati all'ultimo anno di specialità già sono cercati da fuori, ed è problematico tenerseli in specialità. Le professioni sanitarie appena laureati lavorano. Quindi è questo probabilmente che c'è. Sì, credo che penso che possiate
condividere con me che l'esperienza normale che noi abbiamo, non ci chiedono avete degli spazi per fare qualcosa, possiamo venire da voi, ma è avete qualcuno da mandarmi. Cioè, credo che questo sia trasversale in tutte le discipline. Tra l'altro, insomma, subito dopo, tra l'area medica, ho visto nella tua, c'è l'area economica, insomma, quindi... Secondo me lo sforzo enorme di fare università per riuscire a che poi non è costoso, come diceva giustamente il professor Tamburi. Se io non mi dare, non riesco a scrivere informazioni a casa, in caso non si possono già fare, non riesco a scrivere se in un territorio una persona per gestire le residenze, per forza non posso prendere la gente all'ospedale, cioè la visione non può essere così, deve essere una cosa pubblica, Certo. Non ho una risposta su che cosa farà, forse, non so, forse il professor Tamburin, che è più vicino di me alla... Detto che io al corso di laurea in scienze infermieristica faccio solo 12 ore di lezione a Vicenza, quindi il mio ruolo è molto molto limitato. Però non ho visto chi ha parlato, era lei, chiedo scusa perché era dietro la colonna. Il problema è che è tutto ospedalocentrico, è ospedalocentrico dal nostro punto di vista, ospedalocentrico dal punto di vista anche dell'utente, perché quando c'è un problema si va in ospedale. Bisognerebbe che ci fosse un dialogo maggiore tra l'ospedale e il territorio, ma sono anni che se ne parla e stiamo ancora parlando. È perfettamente... Sì. È vero, ma anche, l'ho vissuto anch'io la prima volta che sono uscito dopo la specialità e sono andato a lavorare fuori, non tanto sul territorio, ma in un ospedale un po' più piccolo, periferico, è tutto un altro mondo. È vero, però è una delle cose su cui certamente bisogna migliorarsi e io trovo una grande difficoltà però perché noi nei corsi triennali in 3 anni dobbiamo fare un sacco di cose, fornire un sacco di informazioni e far fare un tirocinio. Già è difficile così perché è molto stressante il percorso, non solo degli studenti di medicina, anche degli studenti di scienze infermieristiche, degli studenti di fisioterapia, perché hanno dei ritmi serratissimi, però aggiungere di più potrebbe anche essere difficile da gestire, però sicuramente questo aspetto è fondamentale e dobbiamo certamente aprirci al territorio, alla medicina del territorio e a quello che succede nel territorio, perché è fondamentale soprattutto in una realtà come quella da venire dove ci saranno sempre meno figure sanitarie, certamente.
Se non ci sono altre domande, direi che è il momento di come dire, dare i riconoscimenti dovuti a chi deve rivedere. Certo, certo. Allora è un momento anche ufficiale, quindi in realtà sono già tutti, hanno già tutti il loro titolo, cioè non hanno, oggi è soltanto così un momento in cui credo dobbiamo ringraziare loro, ringraziare nel caso in cui siano stati mandati dal loro ente, ringraziarli perché investire sulla formazione è, abbiamo detto oggi, fondamentale. Lo diciamo, però investire significa fatica, significa i venerdì, sabato, il tirocinio, insomma tante cose e insomma vedo che qualcuno annuisce. Allora chiedo a Rada, grazie, se porti gli attestati. Ho chiesto in realtà tardi a loro se oltre a ritirare il loro attestato avevano voglia di dirci anche due parole sul loro percorso. Non forzo nessuno, ma ci tengo a chiamarli uno per volta e insomma almeno un saluto, una presentazione. Ecco, a ognuno chiedo a ognuno di voi chiedo di chi è qui un applauso davvero importante. Cioè, noi non è facile portare in fondo un percorso formativo così. Devo dire che è stata un'aula molto stimolante e la cosa che mi capita è che spesso i docenti mi chiamano e mi dicono grazie che mi hai fatto fare lezione. Che uno dice ma come grazie? Grazie a te che hai fatto lezione. No, ma ho avuto veramente, è stata una bella esperienza. Quindi insomma mi auguro che questo significhi anche insomma, una bella prospettiva per il futuro delle nostre realtà sociosanitarie. Andrea Borghero, vado in ordine alfabetico. Ok, buonasera a tutti, mi presento molto brevemente. Io sono Andrea Borghero, lavoro da circa un anno per la Fondazione Sant'Antonio Abate di Alano di Piave, centro servizi per anziani e ospedale di comunità. E, nonostante il mio percorso di formazione giuridico, insomma sono laureato in giurisprudenza, mi occupo di amministrazione. Infatti l'oggetto del mio project work è stato l'approfondimento di una parte del mio lavoro, e cioè un'analisi quantitativa e qualitativa del servizio di gestione di lavanderia all'interno della struttura. Volevo brevemente insomma ringraziarvi comunque per la vostra disponibilità e condividere solo che è stato un percorso molto stimolante, appunto riprendo le sue parole, e di crescita anche soprattutto per il confronto che abbiamo avuto con i miei compagni di corso, perché abbiamo tutti un'estrazione diversa, giuristi come me, come Alessandro, infermieri, assistenti sociali, ed è stato veramente un'occasione di crescita importante, quindi grazie. Insomma. Grazie. Maria Giovanna Bottin. Allora, un doppio applauso. Poi c'è anche la custodia da ritirare. Bene, grazie a tutti, grazie anche per gli auguri. È stato bello ritornare qui a Santa Marta oggi, è stata una bella sensazione e un po' mi ha portato indietro, insomma, per tutto il percorso che abbiamo portato avanti in questo anno, un po' in presenza, un po' da remoto, insomma è stata un'esperienza anche interessante per questo. L'esperienza del corso di perfezionamento è stata, come ha detto anche Andrea, una esperienza molto stimolante di incontro con altre persone, altre professionalità e anche altre realtà, quindi che ha messo un po' in connessione tutti noi anche con altre realtà, con le realtà
nelle quali abbiamo anche realizzato il nostro project work, e per cui io ho effettuato il mio tirocinio presso la Fondazione Santa Tecla di Este, dove ho realizzato un project work sulla formazione, sulla microformazione, creando una sorta di metodo che dovrebbe aiutarci in questa nuova fase post pandemia a recuperare un po' la formazione di base delle nostre strutture. Ecco, quindi ringrazio di nuovo tutti, ringrazio anche la mia struttura per la disponibilità, insomma, a formarmi. Grazie a tutti. Grazie. Annalisa Calzavara. Grazie a tutti. Allora, questo percorso è stato molto importante, ha permesso di fare anche un lavoro a quattro mani con il direttore della sede in cui lavoro, e questo ci ha permesso di analizzare un percorso con una docente del corso e quindi proseguire il lavoro fatto in aula, e di riflettere poi anche nella nostra realtà da un punto di vista diverso, analizzandolo da fuori ma vedendolo da dentro. Quindi grazie anche per la possibilità alla Fondazione di crescita professionale. Grazie. Faccio un piccolo intermezzo. Il corso è alla terza edizione, stiamo facendo lezione, qualche corsista era qui anche oggi, altri ho visto erano collegati a distanza. A proposito di PNRR, insomma, speriamo per il 22-23 siamo inseriti nel piano di riqualificazione della funzione pubblica, e quindi il corso parteciperà a quella fase che è dell'azione 1 del PNRR, e insomma abbiamo anche in animo uno sviluppo verso la forma del master, di cui vi parleremo più avanti. Alessandro Frison. Buonasera a tutti, Alessandro Frison. Che dire, devo far seguito a quello che hanno detto i miei compagni, che sono felice di rivedere, nel senso che il corso cui ho partecipato, insomma, diciamo l'anno scorso, è stato un corso particolarmente, diciamo, multidisciplinare e dotato di varie particolarità, sia dal punto di vista dei docenti, che a mio avviso, insomma, avevano delle professionalità tra loro molto diverse, chi di ambito economico, chi di ambito sociale, chi di ambito sanitario, chi di ambito giuridico, anche istituzionale, penso a lei professoressa, ma anche, diciamo, dal lato nostro, no? Dal lato degli studenti. Credo che tra noi, a parte il fatto che si sia creato, credo, un bel gruppo, eravamo per l'appunto di estrazione diverse, chi come me, magari Andrea, di estrazione più giuridica, o altri che invece magari prendevano, ecco, il corso dal lato magari più sociosanitario in senso stretto. Da parte mia, peraltro, anche che non sono veronese, devo dire è stata una bella scoperta quella dell'Università di Verona, a mio avviso veramente ben organizzata, e come è stato detto, tornare qui a Santa Marta secondo me è una bella occasione. Quindi 2 parole solo di ringraziamento da parte mia. Per quanto mi riguarda, credo che il sociosanitario sia un settore molto importante, fragile, per cui serve un doppio impegno da parte di coloro che lo vivono, che lo animano, che lo finanziano, che lo tutelano, che lo gestiscono, a cominciare dagli amministratori pubblici, poi da coloro che invece gestiscono i servizi, come ha detto prima il professor Mion. Grazie di cuore anche da parte mia. Vengo meno l'ordine alfabetico perché so che c'è una persona che già oggi con i treni ci sono un po' di problemi, ma in particolare deve andare, quindi Simonetta Spinola, che ho visto in... Grazie. Allora, sì, sono molto emozionata, mi sembra di essere tornata indietro nel tempo. È stato un percorso estremamente importante.
Io lavoro per Opera Immacolata Concezione, sono un coordinatore di struttura e chiaramente fare questo percorso unitamente al lavoro per tutti noi sostanzialmente non è stato facile. E il mio fil rouge è stato quello di mettere insieme la mia formazione, una formazione di tipo pedagogico e di counseling, che era forse difficilmente integrabile con i contenuti economici e giuridici. Però ecco, è stato estremamente stimolante, interessante incrociare, far dialogare questi mondi, queste discipline, questi linguaggi diversi. E anche il mio project, diciamo, nel mio project ho voluto raccontare proprio questo incontro di mondi nelle pieghe, diciamo così, del bilancio sociale di una fondazione che si occupa di disabilità adulta di Padova, la fondazione Irpea, presso la quale ho fatto il tirocinio. E appunto dentro la rendicontazione delle attività del bilancio sociale ho cercato proprio nel project di far dialogare la narrazione, diciamo, degli operatori, che è una narrazione qualitativa, pedagogica, se vogliamo a volte abbastanza libera, ecco, da schemi, cercando di creare un ponte con una possibile quantificazione economica del valore che viene generato, proprio perché il valore che viene generato dentro le comunità, che siano esse residenziali, diurne, dentro il sociale, il sociosanitario, spesso il valore, che è un valore legato alle relazioni, alle persone, diciamo così, si perde un po', ecco, è quello che genera, diciamo, forse il maggior cambiamento nelle persone, nelle comunità, però a volte si perde perché appunto non viene valorizzato e non viene reso concreto e visibile attraverso anche degli indici di natura economica. Per cui ho fatto questo altamente modesto tentativo, però insomma è stata assolutamente un'esperienza non tanto per il risultato, che insomma è piccolo, però per l'esperienza che mi ha permesso di fare con i gruppi che lavorano dentro queste comunità. E ringrazio ovviamente l'Opera Immacolata Concezione, la Fondazione Irpea e anche e soprattutto i colleghi di corso con i quali insomma, abbiamo fatto veramente un'esperienza importante, significativa e ricca. Grazie, grazie a tutti. Fabio Gandini. Sono Fabio Gandini, lavoro in ospedale da oltre 10 anni, ho lavorato, non so se si ricorda, con il professore Tamburin, quindi oggi mi sono ritrovato parecchio anche in quello che ha detto sulle dimissioni. Io ho fatto esperienza nella struttura residenziale del professor Chiaramonte e ho avuto modo di conoscere appunto l'Ethical Social Report di ADOA in collaborazione con l'Università di Verona. E Simonetta mi ha rubato tutte le parole, nel senso che appunto ho affrontato il bilancio sociale e che quello che mi ha dato è che appunto oltre alla redditività ci sono ben altri valori, altri ben indicatori da prendere in considerazione, appunto valori sociali e il cambiamento sia nelle persone, nella comunità, nel tempo e nello spazio, insomma. Basta. Grazie. Garzetti Felice, qui. Grazie. Buonasera a tutti. Sono un po' emozionato anch'io, anche perché sono tornato in università dopo 20 anni qua a Verona, perciò è stata una doppia sfida per me, ma è stata una sfida che mi ha appassionato e ringrazio i docenti, ringrazio anche i colleghi che mi hanno supportato in questo percorso che è stato davvero utile per la mia professione e anche per la mia persona, devo dire la verità, perché è comunque una sfida. E, il project work e il tirocinio sono stati orientati rispetto a offrire dei sostegni ai responsabili dei servizi rispetto all'attività, secondo me, importantissima di reclutamento e di selezione personale. Spesso, diciamo, nella nostra professione non viene dato così risalto questa importante specialità, anche perché abbiamo visto che le risorse umane sono sempre limitate, vale la pena metterci un occhio e
è stato apprezzato anche da parte dell'azienda poi ricevere una procedura e anche un cloud di banca dati, insomma, piccole cose a servizio che comunque spero siano state utili. Davvero grazie a tutti e una buona serata. Novelli, Andrea. Allora, per me ritornare a Verona è stata un'emozione. Sono laureato in infermieristica un bel po' di anni fa. Ritornare qua più maturo mi ha permesso con i miei colleghi un confronto, a volte anche degli scontri, che hanno fatto crescere in maniera, diciamo, sentirsi più parte di un gruppo per fare qualcosa insieme. L'esperienza di tirocinio al centro Nazareth mi ha permesso di, grazie alla professoressa Scalabrin, di vedere attraverso una residenza il valore dell'equipe, ma l'equipe allargata. Non solo l'equipe fatta dai professionisti sanitari, ma mettere all'interno dell'equipe la famiglia, l'ospite. E tutte quelle persone che abbiamo intervistato ci hanno reso edotti, ci hanno fatto capire che senza questo lavoro non si arriva a quello che si vuole dare all'ospite e alla famiglia. Questo ci ha permesso di crescere e sicuramente ruberemo queste nozioni per portarle nella nostra realtà. Grazie. Grazie. Prima delle ultime due persone, penso che il dottor Padovan abbia dovuto andare via, purtroppo, era qui. Consentitemi un ringraziamento a Enrico Negrotti, che è stato il nostro moderatore, ma un ringraziamento ad Avvenire che ha permesso questa presenza, ma anche per la grande attenzione che sui temi, sui nostri temi, mi permetto di dire, Avvenire in particolare, il dottor Negrotti hanno. A questo riguardo mi permetto, perché ho capito che lui non lo farà mai, ma lo faccio io, di segnalare il suo blog, enriconegrotti.it. Me l'ha segnalato Tommaso Bisagno, l'ho trovato molto ricco di spunti e interessi. Non avrei certo citato semplicemente perché non aveva molto senso in questa sede, però a questo punto devo anche spiegare una cosa, perché uno ci va sopra e dice ma cosa sta scrivendo questo? Perché si intitola Esametri e cellule e dice questo qua è matto, e in realtà dipende dal fatto, così facendola breve, così uno dice non mi interessa, non ci vado, che essendomi laureato in lettere classiche ho sempre mantenuto un interesse verso la cultura classica e quindi sono principalmente riflessioni, recensioni o cose di questo genere che faccio in maniera completamente autonoma, fuori da quello che poi è stato il percorso lavorativo, che per me è inutile stare a raccontare che è troppo lungo, purtroppo o per fortuna ho più di 30 anni di professione alle spalle, quindi è lunghetto. Sono finito con l'occuparmi di questioni sanitarie da quasi un trentennio, quindi e bioetiche soprattutto. E allora lì riverso alcune delle cose che escono su Avvenire, altre che non escono su Avvenire, però devo dire che sono forse minoritari rispetto all'altra questione. Comunque sì, esiste, ma... Però tutta la parte bioetica non è così distante perché insomma, pensiamo che insomma, ci sono i temi fondamentali, anche ad esempio quello dell'accompagnamento verso la fine del percorso di vita. Ritorno alle ultime due persone, poi citerò anche le 4 persone a cui non possiamo dare in mano l'attestato perché non sono qui con noi in presenza per problemi sostanzialmente di lavoro, ma invece Antonino Pettina, qua. Allora, sì, mi chiamo Antonino Pettina, faccio per l'Opera Immacolata Concezione il direttore in un centro servizi
per anziani che include un RSA, un centro diurno e l'ADI, l'assistenza territoriale. Intanto ringraziamenti al professor Mion e ai professori che sono stati veramente di alto livello, ma anche ai colleghi del corso, sono stati di livello anche loro. Non l'ha detto nessuno. Non è una cosa da poco. Lo posso dire. E l'azienda, perché punta sulla formazione, ma non sulla formazione tanto per far formazione, ma sulla formazione di qualità. Per cui grazie. Il mio lavoro si è svolto nel cercare di capire le differenze che ci sono tra regioni per quanto riguarda la materia sanitaria e sociosanitaria. Questo mi ha portato ad assistere a dei convegni, a fare delle interviste a vari personaggi del settore e questa esigenza è nata sia dalle lezioni che i professori appunto hanno fatto, dove mi hanno incuriosito su alcuni argomenti e dall'esperienza personale, perché volevo capire, soprattutto con la questione del Covid, anche se nel mio lavoro il Covid non viene nemmeno menzionato, però volevo capire il perché di tutta quella litigiosità tra la regione, lo Stato, tra quella regione, i presidenti, i governatori che litigavano e tutte queste cose qui. Allora avevo un milione di domande, ora ne ho 2 milioni di domande, perché più vai dentro in quella, a un certo punto ho dovuto dire basta, cioè se no qui non presento niente perché è molto ampia. Volevo fare, se posso, due battute, non me ne vogliate, che una è che al mio paese c'è un detto e si dice, non c'è, lo dico in italiano, io sono siciliano, non so se si sente, non c'è niente di peggio che del monaco sordo. E qua chiudo la battuta. La seconda invece è che le case di comunità esistono già e nessuno se ne accorge, che sono le RSA. Le RSA sono aperte H24, hanno l'assistenza, cioè invece di costruire e impegnare nel mattone, valorizziamo le RSA, facciamo le case di comunità. Grazie. Grazie. Elisa Pozzobon. Buonasera, sono Elisa Pozzobon, lavoro in OIC e sono coordinatore di 4 servizi sanitari che la Fondazione gestisce a Padova e confermo la fatica del corso, sabato, il venerdì a Verona, però dico anche che la dimensione dell'aula ha aiutato molto, è stata veramente molto gradevole, per cui ringrazio i colleghi e i docenti che ci hanno aiutato in questo percorso. Che dire, credo sia stato un'occasione importante per sentirsi parte attiva di questo cambiamento e di investimento di cui abbiamo parlato anche oggi, no? Partecipare a un corso così vuol dire, ok, adesso sta a te, insomma, per cui grazie e buona serata, chiudo io. Grazie ancora a tutti, grazie in particolare ad Uneba Veneto, che credo non abbiamo mai avuto un momento in cui non siamo andati in perfetto accordo. Mi permetto un ringraziamento particolare a Patrizia Scalabrin, con la quale insomma condividiamo sempre gli onori ma anche tanti oneri di questo corso. Grazie. Buona serata a tutti. Grazie, che nonostante i problemi tecnici abbiamo chiuso esattamente alle 18:30.